mi sento il mal di mare. Il bicchiere però è mio, cameriere lascia stare, camminare io so. L'aria fredda, sai, mi sveglierà, oppure dormirò. Guardo lassù la notte, quanto spazio intorno a me. Sono solo nella strada. Oh no, no, qualcuno c'è. Somigli molto, non sei come lei, però prendi la mia mano e cammina insieme a me. Il tuo viso adesso è bello, sei bella come lei. Guardo lassù la notte, quanto spazio intorno a me. Sono solo nella strada, insieme a te, insieme a te. Guardo lassù la notte, quanto spazio intorno a me. Cantieri pericolosi, operai in nero, stop all'attività di 5 imprese, ponteggi senza protezioni, nessun caschetto, niente piano di sicurezza, sanzioni per 200.000 euro. Buongiorno, questa mattina parleremo di lavoro e di sicurezza di lavoro e pensate con chi? Con la dottoressa Maria Domenica Pedone, direttrice facente funzione SPISA, il Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Che piacere, dottoressa, che sia lei ecco, spostata da un'altra parte, ma con una competenza, una serietà e un'onestà intellettuale che poche volte si riscontrano, perciò io penso che questa volta è un premio veramente importante su un lavoro dove veramente la giustizia, la sensibilità e la concretezza, soprattutto della serietà con queste aziende, penso sia la persona giusta. Questo lo dico io, perché abbiamo avuto modo di conoscere la dottoressa Maria Domenica Pedone. Grazie dottoressa di essere qui. Grazie a lei Mirella anche per le parole, grazie. Abbiamo collegata anche Monica Michelin, mamma di Mattia Battistete, presidente associazione in memoria di Mattia Battistetti. Ciao Monica, un grande abbraccio veramente. Grazie.
Ti ho dedicato questa canzone perché tu rappresenti non solo te stessa, ma tanti familiari, tanti giovani vittime che non vedono la luce e non vedranno più la luce, ma anche voi che non trovate la luce, sperate nella giustizia di trovare un piccolo lumicino, basterebbe per avere la speranza di andare avanti. Grazie Monica, veramente di essere qui con noi. Allora, dottoressa... Buongiorno dottoressa. Dottoressa Pedone, hai sentito cosa ho letto, però io vorrei iniziare anche a leggere perché voi a casa dovete capire perché oggi ne parliamo di questo. Far West Edilizia, nei 9 cantieri controllati, 900 di massa, nei 9 cantieri controllati in provincia di Treviso, Carabinieri, Ispettorato del Lavoro hanno trovato ogni tipo di irregolarità. Ponteggi senza protezione, nessun piano di sicurezza, niente caschetti e scarpi, antinfortunistica. E ancora, operai in nero, mancate installazioni di segnaletica, imprenditori senza scrupoli. Il bilancio dei controlli è pesante. 5 aziende sospese, 3 gestite da cittadini extracomunitari, ammende e sanzioni per un conto complessivo di 200.000 euro. L'operazione di Carabinieri Ispettorato riaccende i riflettori sul settore che denunciano gli addetti ai lavori è stato drogato dal superbonus 110%. La Camera di Commercio di Treviso ha registrato da quando esiste il superbonus un aumento esponenziale delle imprese edili registrati, in molti casi guidati da titolari senza esperienza che si sono improvvisati tali con la sola speranza di entrare nel business. Un allarme lanciato più volte anche dal presidente della Camera di Commercio Treviso e Belluno, Mario Pozza, che ha parlato senza mezzi termini di avventurieri disposti a tutto pur di spartirsi una fetta di una torta milionaria. Dottoressa Pedone, un onere non da poco? Prego. Sì, quella degli infortuni sul lavoro e degli infortuni nei cantieri mobili è sicuramente un grossissimo problema, insomma, che viene messo anche in luce, no, dalle notizie di cronaca che interessano queste lavorazioni. Per quanto riguarda lo Spisal, io sono entrata in servizio allo Spisal dal 1° gennaio di quest'anno e proprio alla luce di quelli che erano i fatti di cronaca e anche le segnalazioni che arrivavano dall'associazione che citava lei prima, una delle prime azioni che ho fatto è stato proprio quello di riunire i tecnici che si occupano di sorveglianza e di sorveglianza nei cantieri, di costituire e implementare il gruppo di lavoro e fare immediatamente una programmazione di quella che è la sorveglianza nei cantieri, portando anche delle modifiche a quella che è la programmazione, perché noi abbiamo comunque noi riceviamo le notifiche preliminari, che significa sono delle notifiche che ci avvisano che un cantiere sta per iniziare i lavori. Però molto spesso la notifica ci arriva quando spesso se il cantiere è di poca durata non riusciamo neanche ad arrivare in tempo. Quindi abbiamo per implementare l'azione sui cantieri abbiamo introdotto anche la possibilità che i tecnici che escano a fare il controllo sui cantieri sottoposti, cioè per i quali abbiamo le notifiche, che facciano anche però i sopralluoghi sui cantieri a vista, cioè se loro mentre che vanno a vedere il cantiere che gli è stato assegnato perché è arrivata la notifica, vedono che c'è un cantiere sulla strada che a prima vista, no? Per questo si dice a prima vista non sembra rispettare completamente tutte le norme necessarie, allora oltre a quello sottoposto che hanno assegnato con la notifica, si fermano anche a fare quello a vista, e questo per 2 motivi. Uno, perché in questo modo riusciamo, anche perché i tecnici hanno una notevole professionalità ormai, soprattutto quelli che abbiamo individuato come più specificatamente per il gruppo cantieri, e quindi
già a vista riescono a rendersi conto se c'è qualcosa che non va in quel cantiere piuttosto che in un altro. E poi soprattutto questo ci consente di implementare il numero di controlli che effettuiamo, ma anche e soprattutto ci dà la possibilità di arrivare veramente in tempo per poter prevenire un eventuale infortunio, perché poi la nostra azione di sorveglianza non è tanto, certo si arriva a fare le sanzioni, ma il nostro obiettivo principale non è fare le sanzioni, ma cercare di fare azione di prevenzione e quindi di prevenire eventuali infortuni sul lavoro, insomma. E devo dire che la squadra di lavoro che ho di tecnici, insomma molti anche giovani di recente assunzione, sono veramente dei ragazzi molto motivati, che hanno risposto bene a questa mia richiesta, anzi si sono dati da fare per cercare di trovare anche delle soluzioni per migliorare e ottimizzare il reclutamento dei cantieri a cui fare il sopralluogo, insomma. Monica Michelin, come commenti queste parole della dottoressa Maria Domenica Pedone? Allora, io ringrazio la dottoressa, ho sentito che si è presa a cuore alcune nostre segnalazioni e questo mi fa piacere. Noi continuiamo come associazione, ogni qualvolta vediamo dei cantieri che secondo noi, perché non abbiamo la competenza, non lavorano in modo corretto e soprattutto osservando le misure di sicurezza, quindi caschetto, imbragatura, gente che cammina sulle impalcature al 10° piano senza neanche pensarci, ecco. Addirittura con dei responsabili della sicurezza che guardano queste cose e non fanno niente. Sì, volevo dire appunto, ringrazio la dottoressa, però io sono un po' rammaricata. Tutte le segnalazioni che in questi 2 anni noi stiamo facendo sono servite, diciamo, un po' a poco. Le ditte che abbiamo segnalato continuano a lavorare nello stesso modo, perché noi abbiamo proprio calendarizzato anche queste azioni e queste mail, soprattutto che inviamo allo Spisa, all'Ispettorato del Lavoro, al NIL dei Carabinieri, e non è cambiato niente. Questo ci rammarica e ci dispiace, perché le ditte continuano a lavorare. Adesso, giustamente, come dicevi tu Mirella, col bonus 110 bisogna produrre tanto, guadagnare tanto, le imprese risparmiano sulla sicurezza, aumenta il loro profitto. Cosa fanno? I soldi poi li portano dove c'è una tassazione inferiore, adesso c'è la moda, ho sentito, di Malta, e chi ci rimette è sempre l'operaio che deve andare a lavorare. E purtroppo noi stiamo osservando in questo periodo che 3-4 morti al giorno ci sono sul posto di lavoro. Non sono infortuni, non sono come posso dire, sfortuna, perché anche a me hanno detto che Mattia è stato sfortunato. No, questi sono, diciamocelo, sono degli omicidi e noi per questo ci stiamo combattendo, stiamo portando avanti veramente una grande croce, però nonostante questo vogliamo che il sacrificio di Mattia serva anche ad altri ragazzi, ad altre persone, perché non è possibile andare a lavorare e non tornare più a casa. Questa è una cosa inaccettabile. Torno a ripetere, io ringrazio la dottoressa e rispetto il lavoro che sta facendo, però da parte nostra siamo un po' tristi perché queste aziende, soprattutto le aziende indagate nel processo di nostro figlio, continuano a lavorare nello stesso modo e sembra senza nessun riguardo. Ecco. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Buongiorno a tutti gli ospiti. Intanto voglio salutare la mamma di Mattia e fargli tutto le mie più profonde condoglianze, che sono ancora vicini e a rispetto per quello che fa. E anche la dottoressa, ma quanta buona volontà. Per esempio, 110%, quello è una truffa, un bidon. Ma come ti puoi dargli a uno che fa un restauro? E spende 1.000 e ti dà 1.100. È una cretinata, è una truffa. Ma i nostri politici
E aspetta, dove via? Perché dopo se andiamo chi roba, mi fa di tutto. Ma il governo verrà e ha possibilità di mettere tranquillamente chi possa fare queste robe. Perché se non dobbiamo parlare di robe, che io via tanto poco, perché per i cantieri, delle leggi, dice tutto, ma chi è che la vede? Non che c'è tanto personale che può girare per i cantieri. Dico anch'io che c'è geometra da 40 anni, non va mai questo, c'è fare la sicurezza e il capo cantiere di Romea. Perché avete papà, cosa ha avuto che fa per 4 per anche mate, attorno alle responsabilità? È una roba che lo Stato dà da intervenire come mia professoressa giustamente e mette in condizione sta gente che poter andare a lavorare sui cantieri anche a Mestre, di tutti i foresti, tutti i rumeni, i polacchi, gli indiani, vedete tutto, ma i muratori italiani dove li dai finiti? È una roba, ma assieme a quel mondo va avanti così e questo è il denaro. Noi altri potremmo fare tutta la buona volontà che ti vuole, ma col denaro che c'è in circolo da guadagnare, dice sempre chi che dà è la grana, è la potenza di poter stoppare e fare quello che vuole. Cara Mirella, ti saluto la mamma di Mattia e buon proseguimento. Grazie al nostro Rinaldo. La riflessione, dottoressa Pedone, è che qui in Italia abbiamo un problema. Non abbiamo capito che leggi delle volte ci sono o le opportunità che danno determinate azioni di governo. Nel senso, questo buono 110% ha fatto sì che chiunque poteva andare alla Camera di Commercio, aprire una partita IVA e mettersi a fare attività edilizia. Un settore delicatissimo perché, come abbiamo sentito, c'è una pericolosità di questo lavoro molto alta, indifferentemente senza conoscere chi erano queste persone che aprivano queste attività. E poi abbiamo visto cosa è successo. Allora, non è il suo problema, dottoressa, la serietà, garantire la sicurezza, cercare di fare il massimo, prendere anche nuove figure, ecco, proprio creare anche nuovi posti di lavoro. Il problema nasce sempre dalla base, è là che nasce il problema, perché tu, governo, fai delle leggi, dai la possibilità a chiunque di aprire un'attività. Ma allora io mi domando, finché ci saranno queste leggi qua, come fa lei a controllare la persona che apre l'attività? E poi sappiamo benissimo come va a finire, sappiamo i processi che se i soldi durano un'eternità, che non c'è la certezza della pena. Ma come dice Monica, queste morti continuano nell'indifferenza di chi invece, e non è il suo caso ma parlo in generale, di chi dovrebbe controllare. Ma come fai a controllare tutti i giorni? Cosa metti? Delle guardie giurate che controllano? Cioè, capisce che è dalla base che nasce il problema. Il problema è la sicurezza che non viene messa in considerazione, dovrebbe essere il primo anello, il primo gancio, questi ganci maledetti che fanno morire le persone. O sbaglio, dottoressa Pedone? No, Mirella non sbaglia ed è fondamentale che si sviluppi o si crei laddove, no, come ha evidenziato lei, manca una cultura della sicurezza, che è quello fondamentalmente, perché noi possiamo avere e abbiamo implementato il numero di tecnici che escono, abbiamo assunto nuove figure, non siamo ancora con il numero massimo di addetti che dovremmo avere, però abbiamo sicuramente migliorato la situazione rispetto a 1 o 2 anni fa. Però poco possiamo fare se poi troviamo dall'altra parte, come evidenziava anche la signora, una ditta che noi andiamo, facciamo il sopralluogo, facciamo la sanzione, pagano la sanzione, si sottopongono magari anche a
a un processo, una cosa, però poi non cambiano il modo di operare su un altro cantiere, quindi andiamo su un altro cantiere e ritroviamo la stessa situazione. Sono in atto delle azioni per cercare anche di ovviare a questo, no? In Veneto per esempio c'è la rete delle scuole in sicurezza, la rete, il sistema Sirves, che raggruppa le scuole sul territorio, le mette in collegamento con l'ISPISAL e con l'INAIL o con gli altri enti che sul territorio si occupano di sicurezza del lavoro, per cercare di portare anche nelle scuole questo tema della sicurezza attraverso progetti, attraverso anche proprio insegnamenti curriculari laddove ci sono le scuole professionali, le scuole professionalizzanti, e questo non solo per i cantieri, perché poi il problema degli infortuni riguarda sì i cantieri, ma riguarda anche le altre aziende, le altre ditte, soprattutto il settore per esempio della metalmeccanica, con l'utilizzo delle macchine che spesso non sono in sicurezza. C'è una forte volontà, voluta anche dal prefetto di Treviso, che ci ha convocato ancora a gennaio-febbraio, per istituire un tavolo in cui tutte le forze dell'ordine sul territorio lavorino sinergicamente, in maniera tale da poter anche aumentare il numero di controlli sul territorio. Però sicuramente deve passare anche un'azione importante sul cambio di cultura, in maniera tale che poi la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro venga vista come un valore aggiunto rispetto alla produttività, rispetto al modus operandi della linea produttiva, piuttosto che non una grande rottura di scatole, no? Consentitemi il termine, perché poi è quello che noi spesso troviamo, insomma, a volte i miei tecnici si trovano anche a dover affrontare delle situazioni anche di aggressività quando arrivano nei cantieri o arrivano nelle aziende, perché vengono visti come quelli che vanno lì per fare le multe, per chiudere l'attività, eccetera. In realtà invece dovremmo cercare un po' tutti quanti di cambiare il paradigma, no? e di farci vedere e di essere visti come quelli che vanno lì per cercare di migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori, ma anche la produttività, perché poi un'azienda, un cantiere che lavora meglio, che lavora più in sicurezza, sicuramente riesce a produrre di più, a finire anche l'opera in maniera più rapida, se non ci sono interruzioni, se non ci sono sequestri, sospensioni dell'attività, eccetera. In particolare con l'Ispettorato del Lavoro stiamo firmando proprio in questi giorni il rinnovo di un accordo che perdura già da un paio d'anni, in cui facciamo proprio degli interventi congiunti, e questo anche per cercare di ottimizzare quelle situazioni in cui noi arriviamo, facciamo il nostro sopralluogo e poi ci rendiamo conto che c'è per esempio dei lavoratori in nero a cui però su cui noi non possiamo intervenire, deve intervenire l'Ispettorato del Lavoro, e quindi per non perdere tempo e perdere magari le informazioni cerchiamo di fare anche qui degli interventi congiunti. E per riuscire ad ottimizzare questo tipo di lavoro abbiamo proprio scelto di fare un accordo e di fare una programmazione, fissandoci anche degli obiettivi, in maniera tale che siamo anche noi stessi spinti a cercare di poi, per portare avanti quegli obiettivi, cercare di fare sempre di più. Però se non si cambia la cultura è dura. È dura, insomma. Cultura è dura. Monica Michelin, come controbatti alle parole della dottoressa Maria Domenica Pedone? Lei ce la sta mettendo tutta, ma non basta, ecco, i controlli non bastano, ma soprattutto le leggi devono essere chiare. Tu hai sbagliato, c'è un morto?
si chiude l'attività, Allora, Mirella, il processo va avanti, bene, ma tu non lavori, qual è il problema? E poi dimmi, Monica, cosa ne pensi? Sono gli operai, perché loro ti mettono davanti gli operai e le famiglie, e là è il grande problema, ma c'è un morto, una vita che non tornerà più, una giovane vita. Prego, Monica. Sì, guarda, io ritengo e condivido appieno tutto quello che ha detto la dottoressa. Ritengo che un posto di grande responsabilità sia occupato anche dagli ingegneri responsabili della sicurezza del cantiere. Tante volte gli ingegneri, sempre per il dio denaro, prendono, io vedo anche sul nostro piccolo paese, qui a Montebelluna, prendono 50 cantieri, perché prendono i soldi da 50 persone, ecco, da 50 ditte, prendono 50 cantieri e non si muovono mai, loro non vanno mai a verificare, a vedere. Tante volte, e questo purtroppo l'abbiamo pagato sulla nostra pelle, gli ingegneri responsabili della sicurezza non sanno, dottoressa, neanche dove sono i cantieri dei quali loro sono responsabili. Quindi se non sanno neanche la locazione di questi cantieri, come fanno ad andare a controllare? È vero, le leggi ci sono, le leggi basta farle applicare. Dobbiamo passare con l'omicidio come con l'omicidio stradale, è la stessa identica cosa. Queste persone vanno punite, non basta che parlino del risarcimento economico, queste devono essere punite con il carcere. Solo in questo modo la persona magari ci pensa 2 volte prima di fare certe cose. Anche nel caso di mio figlio, le cose si sa benissimo come sono andati. C'erano 11 ingegneri che hanno fatto tutti i verbali, le rilevazioni e tutto. Però niente, bisogna andare al processo, un processo che ci sta distruggendo, ma non importa, andiamo avanti, urliamo il nostro dolore. Fortunatamente abbiamo tante persone che ci stanno sostenendo, Mirella è tra queste veramente, e andiamo avanti, combattiamo per Mattia, ma combattiamo anche per tutte, torno a ripetere, le persone che muoiono sul posto di lavoro, perché non è accettabile. La morte sul lavoro sì, uccide l'operaio, uccide il giovane, ma vi assicuro uccide anche le famiglie, uccide anche i familiari delle vittime, e quindi dobbiamo smetterla di far questo. Ecco, devono essere punite le persone. Io ho tanta anche grinta e cattiveria verso chi ha ucciso mio figlio, cioè le cause sono chiare, è chiarissimo quello che è successo, cioè basta, io non andrei a tanti processi. Tu hai sbagliato, l'hai fatto per negligenza, perché torno a ripetere, non è sfortuna questa, è negligenza, devi pagare, punto e basta. Allora andiamo a vedere proprio il processo a Mattia Battistetti, andiamo a vedere e sentire. Tutti rinviati a giudizio. Tutti rinviati a giudizio, e quello che è abbastanza straordinario è che abbiamo avuto un'udienza in una data molto prossima, perché a luglio comincia il dibattimento ed è una data che per questo tribunale segna una forte attenzione. Evidentemente c'è una sensibilità particolare per quello che è accaduto. Terza udienza preliminare in Camera di Consiglio a porte chiuse questa mattina in tribunale a Treviso per la morte di Mattia Battistetti, il 23enne che ha perso la vita nell'aprile 2021 travolto da un carico staccatosi da una gru in un cantiere a Montebelluna. 6 i rinviati a giudizio. Il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, poi abbiamo, sapete, ancora siamo in attesa anche gli esiti dell'opposizione all'archiviazione su altri 3 soggetti sui quali abbiamo appunto fatto opposizione all'archiviazione. La prima decisione di oggi è stata la reiezione dell'incidente probatorio, perché non aveva, secondo noi, ad oggetto questioni tecniche sulle quali la perizia è esaustiva, e quindi non c'era nessuna necessità di rifare. Il 3 luglio la prima udienza in aula. Dopo la decisione del giudice c'è stato l'abbraccio liberatorio tra la sorella di Mattia, Anna, e mamma Monica. Peggio di quella volta che ho partorito Mattia stamattina. È stata durissima, però siamo contenti. Avevamo fiducia nel giudice, avevamo fiducia nel pubblico ministero e la nostra fiducia è stata ricompensata. Ci sono 6 rinviati a giudizio, il 3 luglio avremo la prossima udienza, saremo qua di nuovo, però ringraziamo veramente che sia stata fatta giustizia, insomma, che si inizi a fare giustizia a Mattia, quello che noi avevamo sempre chiesto. È un primo passo importante. Sicuramente sì. Soprattutto anche il discorso dell'incidente probatorio, che ci allungava ulteriormente, e quando si allungano le cose si va in dimenticatori.
e dopo anche il fatto di essere tutti 6 rinviati a giudizio è stata una conquista, insomma, anche se è il primo passo. L'udienza si è aperta con il giudice che ha respinto la richiesta dei legali difensori di disporre una nuova perizia. Dottoressa Maria Domenica Pedone, parole forti quelle di Monica, ma soprattutto questi processi interminabili, poi alla fine paga sempre scarpa grossa, speriamo non vada a finire così perché veramente sarebbe incredibile, anche perché è un processo che farà storia proprio nella sicurezza del lavoro. Prego, dottoressa. Sì, è quello che succede un po' con tutti i processi in Italia, insomma non è questo, purtroppo c'è la lungaggine, no, delle inchieste, dei procedimenti penali che sicuramente aumentano, io penso ai genitori di Mattia che ad ogni passo di questo procedimento rinnovino ogni volta la sofferenza per la perdita del figlio, insomma. Sicuramente ci devono essere dei cambiamenti importanti dal punto di vista legislativo e delle procedure giuridiche, insomma, però non spetta a me in questo momento esprimere opinioni o idee, insomma non è di mia competenza. Io cerco di fare il meglio che posso nel mio lavoro, cercando di applicare sia le norme di cui posso essere in possesso, che sono a mia disposizione, e anche le risorse e le capacità che abbiamo come servizio per cercare di evitare che questi fatti accadano ancora, insomma. Io capisco, sento molto forte, insomma, il dolore della famiglia e anche perché ne abbiamo parlato, insomma, anche all'interno del servizio con i tecnici. Ne ho parlato con i tecnici che sono intervenuti nell'immediato dell'infortunio, insomma è una morte così come tutte le morti, no? Anche quest'anno abbiamo, dall'inizio dell'anno, avuto 2 morti che speriamo che siano le uniche 2 morti che avremo nel corso dell'anno, ed è ogni morte è una sconfitta per noi, perché vuol dire che abbiamo mancato in quello che è il mandato principale del nostro lavoro, insomma, quello di prevenire le morti e prevenire gli infortuni. Ed è una cosa che veramente ci ferisce, insomma, però cerchiamo di fare quello che possiamo fare con gli strumenti che ci vengono dati, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista delle risorse, insomma. E su questo io sono 4 mesi che lavoro, che dirigo lo Spisal, e devo dire che i ragazzi che lo compongono, i tecnici che vi lavorano, hanno veramente un senso di dedizione, del dovere, che veramente è ammirevole, perché spesso va anche al di là di quella che è quella che è, come dire, il loro dovere, insomma, no? E il compito che devono svolgere, insomma, prendono molto, molto a cuore le situazioni che trovano e che non sempre sono facili, insomma. Però, dottoressa Pedone, io continuo a leggere, perché lei ha detto che c'è stato questo tavolo col prefetto, che è la massima autorità in fatto di forze dell'ordine, per trovare una sinergia comune. Ma il problema è che manca la certezza della pena. Prima Monica ha detto c'è l'omicidio stradale. Sì, ma vediamo persone che uccidono anche 2 persone, 2 vittime, e non fanno un giorno di galera. Allora, c'è la legge, il problema è che come viene applicata, è là il grande problema.
si applica in che maniera? Perché il giudice, è a discrezione del giudice l'applicazione e interpretazione della legge. Tanto è vero che l'hanno fatta apposta, non hanno fatto una legge che dà la certezza della pena. Hanno messo in pratica questa legge che a interpretazione del giudice può essere più o meno forte o pesante in base alla pena. Però la legge permette questo, il giudice dice ma io applico la legge, questa legge mi dice di fare questo, tanto noi vediamo queste persone tranquillamente agli arresti domiciliari, anche se ci sono non una ma ben 2 vite non fanno un'ora di carcere, e poi naturalmente se hanno tanti soldi vai anche alla prescrizione, perché in Italia ci mancava quella, abbiamo anche la prescrizione. Allora la mia domanda è questa: possibile che non riusciamo, adesso abbiamo anche un ministro della giustizia che è anche un trevigiano e di queste cose se ne intende, le conosce molto bene, premere perché veramente ci sia una legge che dia la certezza della pena? Come dice mamma Monica, tu hai sbagliato, ci sono le prove, paghi, punto. Non andare in cerca di sa di quale caviglia analizzare, cosa vai a analizzare se sai che quel pezzo era difettoso. E invece funziona così, e poi la fortuna di trovare un giudice sensibile. Abbiamo un'altra telefonata, chi è in linea? No, devo andare assolutamente in pubblicità. Siamo con Monica Michelin, mamma di Mattia Battistetti, e con la dottoressa Maria Domenica Pedone, direttrice facente funzione SPISA, Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Allora Monica, una giornata veramente anche oggi per ricordare la memoria, perché non succedano più queste cose, sperare di fare prevenzione, ma anche la cultura che deve cambiare, la nostra cultura, la cultura un po' di tutti, o sbaglio Monica? Della prevenzione, le persone dovrebbero fermarsi, riflettere prima di buttare questi operai al lavoro, lasciare il tempo che il lavoro venga fatto in un determinato modo senza mettere fretta, perché poi con la fretta purtroppo succede l'irreparabile. Torno a ripetere, le famiglie che vengono colpite da questi drammi sono veramente finite, ecco, diciamo così. Si va avanti perché si deve andare avanti, però non c'è più vita, non c'è più niente. Anche nel caso nostro, Mattia è un ragazzo di 23 anni, pieno di vita, pieno di aspettative, pieno di voglia di vivere, aveva proprio la voglia di vivere, di andare avanti, di 100.000 progetti, era un'anima sempre in movimento e purtroppo per la negligenza di qualcuno Mattia non c'è più. Allora andiamo a vedere proprio Monica, perché il tempo corre purtroppo, andiamo a vedere Mattia Battistetti, poi lo commentiamo perché è giusto anche ricordare questo ragazzo, questo giovane uomo che amava il suo lavoro, cercava di farlo anche bene, correttamente, eppure qualcuno invece è stato più superficiale. Andiamo a vedere. Agganciato alla fune che reggeva il carico di impalcatura e piombato sul 23enne Mattia Battistetti la mattina del 29 aprile 2021 in cantiere a Montebelluna ci sarebbe stato un anello usurato, una scarsa manutenzione che avrebbe contribuito dunque al tragico infortunio secondo il capo di imputazione formulato dalla Procura della Repubblica, così come il movimento del carico della gru sopra le teste dei lavoratori. Di questi e altri aspetti si discuterà nel corso del processo per omicidio colposo che si aprirà domani al Tribunale di Treviso, preceduto dal sit-in organizzato dai familiari di Battistetti e dall'associazione che porta il suo nome e a cui hanno deciso di partecipare diverse realtà politiche e sindacali, dal Partito Democratico alla CGIL all'ANPI. Per noi era doveroso accogliere l'appello lanciato dalla madre di Mattia, spiega il segretario provinciale Dem Giovanni Zorzi. CGIL e CISL hanno deciso di costituirsi parte civile nel processo, ma quest'ultima sigla non sarà presente domani al presidio davanti a Palazzo di Giustizia. Non saremo in piazza perché riteniamo che la giustizia si debba fare dentro le aule del Tribunale e per questo domani mattina ci costituiremo parte civile e così faremo anche in tutti i processi che si apriranno per individuare tutti i responsabili delle morti che ci sono stati in questo periodo sul territorio di Treviso.
Allora Monica, andremo a sentire cosa succederà a luglio, il 3 luglio, fortunatamente ecco, abbiamo anche dei tempi ristretti, fortunatamente in merito anche a altri processi, invece le morti sul lavoro sono accelerate, ma abbiamo un'altra telefonata. Cristina, ciao Cristina. Salve, io sono di Mestre, ho fatto anche un mese fa il corso della sicurezza e per quanto io cerchi il lavoro perché appartengo alla categoria protetta, non me lo danno perché non so le lingue. Non mi pare che sia una cosa corretta. E io sul mio curriculum, anche quando vado all'ufficio collocamento, dicono che ho la qualità e la buona volontà che posso fare quei tipi di lavori là. Però con la scusa che non so le lingue mi lasciano a casa. Non è giusto. Grazie Cristina. Vai Cristina. Vai, parla pure. Allora, mi chiamo Cristina. No, abbiamo sentito Cristina, abbiamo sentito. Ma cosa vuoi aggiungere oltre a quello che hai detto? Che sono dispiaciuta che ci sono certi comportamenti sugli uffici di collocamento, specialmente dove ci sono le agenzie che danno il lavoro, che ti danno queste risposte, perché la buona volontà ce l'ho. Grazie Cristina di questa testimonianza, ecco, c'è sempre più richiesta delle lingue perché specialmente adesso si apre la zona turistica, ma soprattutto anche siamo in zone turistiche, l'importanza è sapere la lingua, però non è che dalla mattina alla sera devi fare dei corsi, devi aspettare, intanto devi imparare, certo che puoi fare tutto, però stiamo parlando anche di categorie protette che a mio avviso sono inserite pochissimo, anche se la legge prevede questo. Vedete, c'è la legge, ma poi queste persone ritornano a casa senza lavoro perché quando vedono appunto che fa parte della categoria protetta in molti non vengono assunte. Come ci saluta dottoressa Pedone, cosa vuole dire a Monica Battistetti, a questa mamma che veramente sta soffrendo con tutta la sua famiglia le pene dell'inferno, questo dolore che non passerà mai, però ce la stanno mettendo tutta per avere giustizia. Prego. Io intanto volevo dire un grazie alla signora Monica e all'associazione Battistetti perché veramente sta facendo un lavoro, insomma, e questo, il lavoro che fanno, soprattutto quello della segnalazione degli esposti, no, dei cantieri, è un lavoro importante che dovrebbe essere proprio alla luce, cioè di quello che dicevamo prima sulla cultura della prevenzione. Credo che sia importante che questo si diffonda un po' tra tutti i cittadini, non soltanto nell'associazione Battistetti, quello di segnalare quello che si vede che non va, che non è a regola, non perché si debbano sostituire al servizio deputato alla prevenzione nei luoghi di lavoro, ma per affiancarlo, perché abbiamo delle risorse non infinite e quindi non sempre riusciamo ad arrivare, avere qualcuno che comunque laddove noi non abbiamo volto lo sguardo perché siamo intenti a guardare magari da un'altra parte perché c'è un'emergenza da un'altra parte, questo ci aiuta sicuramente ad arrivare in maniera più puntuale. Volevo dire che gli esposti non c'è bisogno, cioè anche quando fornite il nominativo per fare gli esposti, poi se ci chiedete di rimanere anonimi rispetto alla ditta, rispetto al cantiere per la quale state facendo la segnalazione, l'anonimato viene conservato, per cui viene protetta la persona che fa l'esposto, per cui è giusto che questo arrivi, che siano però mirati a reali situazioni di rischio per i lavoratori, per i cittadini. Io sicuramente la signora l'avrà visto, da quando sono arrivata al servizio ho iniziato anche a rispondere agli esposti, a mandare le lettere agli esponenti in maniera tale da dare anche un segnale che non stanno cadendo nel vuoto, ma che c'è qualcuno che li sta prendendo in carica. Poi li prende in carico e cerca di attuare il
di andare incontro a quello che è il contenuto dell'esposto, insomma. Poi io mi associo al dolore della famiglia in un abbraccio, insomma, e speriamo che porti giustizia, insomma, la seduta del 3 luglio, insomma, porti ancora buone notizie per la famiglia. Abbiamo l'ultima telefonata, poi salutiamo le nostre ospiti. Abbiamo Sandra da Verona. Ciao Sandra. Ciao, buongiorno. Sandro, scusa Sandro, avevo capito male. Ciao Sandro. Ciao, buongiorno a tutti. Io dico solo una roba. I morti ci saranno sempre e sempre di più. Perché quando uno dà un lavoro, è un appalto. Poi l'appalto lo subappalta e lo subappalta 2, 3, 4 volte. Lì l'ultimo, il penultimo, gli altri devono correre per prendere qualcosa. Devono smettere di subappaltare 3-4 volte i lavori. Se no succederanno sempre i morti. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie Sandro, hai fatto benissimo a dirlo, anch'io l'ho detto spesse volte, basta con questi appalti, subappalti, alla fine rimani col cerino in mano. Monica Michelin, come ci saluti, come saluti la dottoressa Maria Domenica Pedone? Allora, io ringrazio la dottoressa, un piacere di averla conosciuta e soprattutto la stimo e ho sentito veramente una persona di una grande sensibilità. Le chiedo di aiutarci veramente perché il sacrificio di Mattia non si ripeta in altri cantieri. Vi ringrazio, un buon lavoro e andiamo avanti. E un grande abbraccio da tutti noi, da tutta questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, di tutta Media Nord-Est. Grazie a Monica Michelin, grazie alla dottoressa Maria Domenica Pedone. Pubblicità. Grazie. Ne parleremo. Buongiorno ancora perché ho altri ospiti importantissimi. Abbiamo in presenza il dottor Marco Possagnolo, direttore generale del CEIS di Treviso, con la dottoressa Ilaria Gastaldo, educatrice CEIS, e anche una figura molto importante. Ecco, questa sensibilità come educatore che tu devi avere, devi sentire, ed è una cosa veramente che mi ha fatto piacere perché sono venuti il 1° maggio a Villa Margherita Inclusiva, hanno fatto vedere, poi rivedremo questi lavori bellissimi che fanno questi ragazzi, perché, direttore, se no riusciamo forse, e sbagliando, a ghettizzare. Nonostante queste strutture siano anche importanti, con ogni comfort, perché dobbiamo dire anche la verità, sono strutture importanti, però sempre là e solo là. Mentre a mio avviso questi ragazzi hanno bisogno di questo contatto con la cittadinanza, che deve diventare una cittadinanza attiva, deve capire che se questo ragazzo ha sbagliato però lo deve supportare, lo deve chiamare per nome, non come drogato, malato, delinquente. Ha un nome questo ragazzo, ce la sta mettendo tutta grazie a voi, al vostro lavoro importante per uscire dal tunnel. Non sempre è facile, non sempre ci si riesce, ma se anche ne salviamo uno abbiamo già vinto una battaglia importante. La guerra è difficile, ma la battaglia si può vincere. Prego, direttore. Innanzitutto grazie di averci ospitati e siamo in linea con il suo pensiero, nel senso che è vero, sono persone che hanno avuto delle difficoltà, hanno a volte ancora attualmente delle difficoltà e stanno cercando di cambiare. Il cambiamento non è semplice. Il cambiamento a lungo termine molto spesso è ancora più difficile. Stare in comunità è difficile, uscire dalla comunità e riprendere una vita autonoma è ancora più difficile. E il supporto della società, il supporto del territorio pensiamo che sia fondamentale. Noi stiamo cercando di non avere una comunità chiusa, ma una comunità che si interfaccia il più possibile, se non quotidianamente, con il territorio. Quindi le iniziative, quelle che stanno attorno, noi lavoriamo principalmente a Treviso o zone limitrofe di Treviso. Quindi le iniziative che coinvolgono la cittadinanza,
la popolazione in situazioni naturali, nel senso dove chiunque può accedere, e far partecipare le persone che vengono nelle nostre comunità diventa un primo passaggio e segnale anche per le persone per poter far vedere loro che c'è la possibilità di reintegrarsi. Quindi nel momento in cui ci sono delle situazioni che accolgono le nostre realtà, per noi diventa uno strumento terapeutico e di cambiamento per le persone, e quindi è necessario, è la nostra mission quella di aiutare le persone, cercare di trovare le potenzialità di ognuno e cercare di favorire il più possibile il reinserimento, perché come accennava lei, stare in comunità, si sta in comunità un periodo, non si può stare per tutta la vita all'interno di una comunità, non sarebbe nemmeno dignitoso per la persona. Quindi è necessario che ci sia anche un contesto che è pronto ad accogliere, e quindi far conoscere la nostra realtà, far conoscere le persone che afferiscono ai nostri servizi, che sono residenziali, perché alle nostre spalle e insieme a noi c'è il servizio per le dipendenze, c'è il Dipartimento delle Dipendenze, che è un partner fondamentale ed importante sul territorio. Altrettanto importante è quello che il territorio offre per i nostri ospiti, perché per noi diventano strumenti di cambiamento, per favorire il cambiamento e per favorire il reintegrare le persone nel territorio. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa la dottoressa Ilaria Gastaldo, educatrice, questa sensibilità che bisogna avere. Io li ho visti questi ragazzi, basta un battito di ciglia, loro capiscono chi hanno davanti, perché nella vita più soffri e più hai la salita molto erta, tu capisci la persona che hai davanti, riconoscono subito questa persona che loro hanno, ti guardano un attimo, ma la percezione ti mettono a nudo. È vero o non è vero, dottoressa? Io ho avuto questa sensazione. È assolutamente vero, sono molto bravi in questo i nostri ragazzi, ma credo che siano anche le storie della loro vita, come diceva lei, perché appunto sono abituati ad una vita fatta purtroppo spesso di traumi e di difficoltà non indifferenti a cui noi forse non siamo sempre abituati, quindi quando ti guardano e ti mettono a nudo, insomma, sicuramente c'è questa sensazione, soprattutto per chi non li conosce, perché come diceva lei prima, appunto a volte la società non è pronta a vedere la persona e non la patologia. Ecco, questo credo sia fondamentale, perché sono proprio persone, ognuno con la sua storia, che sanno anche dare spesso, sanno insegnarci qualcosa, noi possiamo dare qualcosa a loro, e anche la società credo possa dare qualcosa a loro. Credo che il concetto di inclusività di cui parlava il collega sia fondamentale. Più riusciamo a diventare parte del territorio, più il territorio entra in comunità, più riusciamo a fare un buon lavoro, perché l'obiettivo è appunto quello di non chiuderci a riccio, ma di riuscire ad espanderci sempre di più e far capire che queste persone possono avere, insomma, una seconda possibilità, anche una terza e una quarta a volte, non per forza solo una seconda. Allora salutiamo anche Cristina Ceriani, Presidente del Comitato a Sostegno della Salute Mentale della Provincia di Verona, ULSS 9. Buongiorno dottoressa, grazie anche a lei di essere qui con noi, ma soprattutto, ecco, ormai dottoressa c'è un detto che mi sta un po' stretto: dividi e ti impera. Più dividi, più io comando, più impero. La politica è entrata a gamba tesa su tutto, anche nel mondo del volontariato. Forse più di qualcuno, non tutti, ma più di qualcuno dovrebbe fare un passo indietro e lasciare che di queste cose se ne occupino le persone competenti, le persone che sanno. Forse, come dicevo prima, abbiamo ghettizzato proprio anche questa salute mentale, ma di cosa parliamo? Parliamo di una cosa veramente delicata, fragilissima. Abbiamo creato la legge Basaglia, una legge importantissima, ma il dopo Basaglia non c'è. Io dico sempre, dottoressa Ceriani, abbiamo tante panchine che ormai facciamo una confusione perché ci sono di tutti i colori, ma non c'è il dopo panchina. Io vedo la panchina che mi riguarda, ma non ho il dopo panchina. È la struttura che mi manca, è l'appoggio, il supporto, o sbaglio, dottoressa Ceriani? Allora, lei ha messo tante cose in campo. Praticamente, sì, è vero, dopo la legge Basaglia, praticamente, che sono stati chiusi i manicomi,
e le persone con difficoltà di salute mentale in teoria avrebbero dovuto essere immesse nella società, in teoria. In pratica, in parte è stato anche fatto, però se noi parliamo soprattutto nel Veneto negli ultimi 10 anni, da tanti servizi territoriali che esistevano, piano piano, mano a mano che gli operatori, gli psichiatri, piuttosto che gli psicologi, piuttosto che gli assistenti sociali andavano in pensione, non sono stati reintegrati. E quindi negli ultimi anni, e soprattutto in questo periodo poi post-Covid, dove sono aumentate di molto le patologie, c'è una grave carenza sul territorio. Nella nostra ASL 9, per esempio, che ci sono 3 dipartimenti di salute mentale, praticamente San Bonifacio, Verona, Legnago e San Bonifacio sono insieme e Isola della Scala, hanno rischiato, San Bonifacio e Legnago hanno rischiato di chiudere. Perché? Perché mancavano psichiatri. Allora gli psichiatri c'erano quelli specializzandi, ma gli specializzandi non possono fare, possono fare i turni, però non possono accogliere in ricovero di notte e il sabato e la domenica, per cui in quella zona se il sabato e la domenica uno stava male di notte doveva essere ricoverato o in città oppure in provincia a Bussolengo. Quindi c'era una grave carenza, c'è tuttora una grave carenza di psichiatri e quindi si lavora in emergenza. Sul territorio c'è stato un turnover eccessivo di psichiatri perché tanti sono andati in pensione, tanti sono andati altrove, per cui cosa è successo? È successo che un paziente andava a fare la visita e si trovava invece di un medico, se ne trovava un altro, la volta successiva se ne trovava un altro ancora. Siccome in questa specializzazione conta moltissimo la relazione, è chiaro che se io mi aspetto un medico col quale magari da tempo ho avviato una certa rapporto, poi me ne trovo un altro, senza tra l'altro a volte essere avvisati, succede un po' che si rimane un po' spiazzati. Qui nella nostra zona un po' è migliorata la situazione perché hanno mandato degli specializzandi e anche sono arrivati degli psichiatri strutturati. Per fortuna sono arrivate delle nuove assistenti sociali, sono arrivate delle psicologhe, però queste psicologhe hanno il contratto fino al 31 dicembre 2023. Quindi anche lì, se si sta un rapporto, tanto si deve conoscere la persona, si deve andare avanti con i tempi, eccetera, eccetera, però nel 2023 poi vanno via, quindi di nuovo anche qua non è considerata una continuità. Sono stati assunti, e questa è una cosa positiva, 5 terapisti della riabilitazione, quindi nella mia zona i terapisti della riabilitazione non sono mai stati assunti. Il terapista della riabilitazione sarebbe proprio l'operatore specializzato per la riabilitazione psichiatrica. Finora c'erano gli operatori sociosanitari che facevano questo e anche gli educatori, però gli operatori sociosanitari sono addetti alla persona, quindi preparano da vestire, da mangiare, fanno aiutare insomma, a tenere pulita la casa, cose di questo genere, ma non alla riabilitazione psichiatrica. Invece adesso la giunta regionale ha detto che devono essere proprio educatori o terapisti della riabilitazione. Gli educatori possono essere praticamente la laurea delle scienze dell'educazione, che è triennale, non dà una specificità sulla salute mentale, ma una preparazione dal neonato, diciamo, all'anziano, alla disabilità. Quindi anche qui conta molto la formazione, ma viene fatta formazione, non so se viene fatta formazione adeguata agli operatori che ci sono nel nostro territorio. Quindi quello di cui noi ci lamentiamo è carenza di personale e anche di persone specifiche per la mansione di riabilitazione psichiatrica. Solo in quel modo lì si potrà avere un inserimento in ambienti lavorativi oppure anche in ambienti, fare stage oppure fare anche terapia occupazionale, perché altrimenti si rischia che i ragazzi soprattutto rimangano nelle comunità, negli appartamenti protetti oppure a casa, ma non si rapportano con il mondo esterno. Sono perfettamente d'accordo con le sue parole, sentiremo anche cosa ne pensa il direttore Marco Possagnolo, il dottor Possagnolo. Abbiamo in linea Bruna da Rosà. Ciao Bruna. Ciao Mirella. Ciao. Tanto che non ti sentivo. Prego. Volevo ringraziarti prima di tutto
che avete fatto un bel lavoro, mi hanno dato l'appuntamento per fare la risonanza magnetica. Grazie a voi, perché se no non me la davano il giorno stabilito da Trento. E dopo sono piena di dolori, ho tanto male. E come ha detto la signora, vai da un medico, lavora, la prossima volta ne trovi un altro, ti cambia tutta la terapia. Ma è possibile queste cose? Grazie Bruna, grazie. Sarai anche chiamata da un'associazione che si occuperà di te, che è specifica per il tuo problema. Finalmente l'abbiamo trovata, cerca e ricerca. È saltato fuori che anche a Rosà c'è questa associazione che può aiutare la nostra carissima Bruna. Ha subito 3 interventi al cervello, si deve spostare anche col marito, sono diversamente giovani come li chiamo io, direttore, però erano un po', io ho chiamato il sindaco, ho chiamato l'assessore, ma non si ne veniva fuori. Poi grazie anche al direttore di Treviso ci siamo messi un po' in contatto con Trento, perché non è facile per questi ammalati arrivare ad avere risposte da soli, non ce la fanno, non sono abituati, perciò io veramente auspico, come dice la dottoressa Ceriani, che qualcosa deve cambiare, dobbiamo dare il supporto. È inutile che noi abbiamo 6.000 associazioni di volontariato se dopo non riesco ad arrivare da Bruna perché non conosco il nome, non so dove abita, e Bruna veramente ha dei problemi enormi, grossissimi, una malata oncologica, ecco, ha una sofferenza incredibile. Fortunatamente è riuscita proprio a chiamare, a metterci la faccia nel vero senso della parola, è stata anche intervistata e a dire aiutatemi perché da sola con mio marito non ce la faccio, sono problemi enormi, la burocrazia. Ecco, anche qua, dottore Possagnolo, questa burocrazia che impedisce anche a voi di fare determinate cose, lungaggini incredibili, ma poi vengono penalizzate queste figure che sono questi ragazzi, perché la società fa sempre più fatica a vederli, a integrarsi, a chiamarli per nome, a stare assieme. Forse abbiamo diviso troppo, ecco, io sono convinta, siamo riusciti purtroppo a dividere i bambini dai nonni, ma abbiamo i nonni anche molto attivi nelle RSA, che potrebbero benissimo avere gli asili all'interno, bastava copiare in Europa, e veramente non saremmo così, con una solitudine che invade sia il mondo giovanile che il mondo del diversamento giovane, l'ammalato che non ha più i supporti perché è caduto un po' quella, diciamo, quella bellezza che avevamo della sanità pubblica, sta crollando tutto. Ci sono tante cose, ma chi ne paga le conseguenze sono le persone normali, quelle più fragili. Prego, direttore. Decisamente nel momento in cui una persona ha bisogno di un aiuto e cerca un aiuto, sarebbe importante avere dei servizi che in modo specifico si occupino sia della specificità del problema ed eventualmente nel caso di bisogno nella globalità della persona, cioè quindi una presa in carico della globalità della persona, che non è a volte soltanto, per quanto possa essere grave o importante, un disagio, una malattia o, come diceva la collega, una malattia mentale, ma la globalità della persona. A volte si cerca di supportare, di aiutare le persone, lo vediamo anche noi nella nostra quotidianità, di supportare la persona nel cercare risposta nei servizi. A volte può diventare difficile. Quello che credo che sia importante è quello che state cercando di fare anche voi, che sta cercando di fare lei, di creare connessioni. Perché la risorsa che può avere il CES di Treviso incontra la risorsa di un'associazione che può dare una parte di risposta, che magari conosce un'altra realtà, che può dare un'altra risposta alla persona, proprio per cercare di creare attorno ad una persona che ha delle fragilità, che può avere delle fragilità. Nel nostro caso sono persone che magari hanno anche problemi di dipendenza o il CES si occupa anche di persone che hanno problemi di salute mentale, quindi cercare di aiutarle nella globalità della propria vita, perché altrimenti si rischia di fare un lavoro estremamente settoriale. Possiamo anche aiutare la persona nel nostro caso, a disintossicarsi, ma se poi non ha un supporto sociale, lavorativo, economico, e anche di una rete di supporto nel caso in cui ci possono essere delle ricadute, nel senso che possono essere ricadute in sostanza, in alcol, in gioco d'azzardo, ma anche ricadute in depressione,
se non c'è un supporto che possa intervenire in tempi brevi diventa difficile. A volte i servizi territoriali riescono a dare una risposta precisa ed immediata, altre volte magari sono le relazioni informali che accolgono la prima domanda o la prima manifestazione di un disagio. E quindi se c'è una connessione attorno alla persona, molto probabilmente quella fragilità non diventa estremamente importante da dover richiedere un intervento molto forte. Magari si riesce a prendere nel nascere e quindi si riesce a supportare. Con la prevenzione? Assolutamente con la prevenzione. Riconoscere i segnali precoci, riconoscere quali possono essere le porte di ingresso per qualche o patologia, e pensiamo nel nostro caso a, ripeto, dipendenze o problemi di salute mentale, riconoscerli e dare degli strumenti alle persone potrebbe essere quello che permette alle persone di vivere meglio. Molto chiaro anche lei, allora andiamo a vedere proprio Villa Margherita queste interviste con questa mostra del CEIS, andiamo a vedere e a sentire. Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca Sartorato, sono il presidente del CEIS di Treviso, sono in questa meravigliosa location per testimoniare la presenza del volontariato sociale. Allora, nelle nostre comunità, che sono ben 5 nel territorio di tipo residenziale, abbiamo circa un'ottantina di residenti che insieme con noi affrontano le loro difficoltà in modalità quotidiana. Allora, i percorsi hanno delle variabilità, i progetti sono tutti personalizzati, ma mediamente all'interno della comunità si sta a circa 18 mesi. Allora, oggi abbiamo la possibilità di esporre attraverso un progetto che si chiama Rifatti una serie di opere d'arte create dai ragazzi che sono all'interno del percorso, insieme a dei materiali che vengono riciclati, quindi facciamo 2 operazioni. La prima operazione è sfruttare la creatività e la capacità di creare delle arti, e dall'altra parte recuperiamo dei materiali ridando luce e speranza a pezzi di legno piuttosto che altre cose che altrimenti finirebbero all'interno delle discariche. Sono Francesca, vivo in comunità al CPF del CEIS. Queste sono le nostre opere che facciamo con il laboratorio Rifatti, che è un laboratorio artistico creato per ex tossicodipendenti e alcolisti, e insieme dipingiamo in struttura e poi facciamo qualche mostra ogni tanto. Allora, dottoressa Gastaldo, quel giorno, questa mattina era presente anche il dottor Gazzola. È rimasto stupito da come si avvicinavano le persone, che non immaginavano cosa trovavano, è la prima volta magari che vedevano questi lavori, e con quanta attenzione proprio osservavano questi lavori bellissimi. Ecco, io penso questa è prevenzione. Perché? Perché mettiamo a contatto la persona, quel cittadino che magari vedeva quel ragazzo o quella ragazza in maniera diversa, con la realtà. Io sono questa, faccio questo, guardami. Abbi il coraggio di guardarmi. Ecco, questo è quello che dobbiamo arrivare, guardare questi ragazzi con occhi diversi. Questa è dottoressa Gastaldo, prego. Ma io credo che più che con occhi diversi, come persone come tutte gli altri, ecco, perché spesso veniamo giudicati, e sono contenta insomma che abbiate conosciuto Francesca, perché ha portato proprio voce di a quello che fanno i ragazzi. È importantissima l'attività di Rifatti come progetto all'interno del CEIS, come molti altri progetti che il CEIS cerca di fare proprio per includere le persone, per farci conoscere, perché a volte quello che da fuori sembra sconosciuto ci fa paura, e invece conoscendoci scopriamo che magari abbiamo gli stessi gusti, dipingiamo nello stesso modo, perché è capitato di incontrare anche artisti grazie alle mostre che riconoscevano insomma il tratto. Alcuni ragazzi si sono avvicinati all'arte che non pensavano fosse la loro passione, altri l'hanno riscoperta, perché c'è chi magari prima di utilizzare le sostanze, o comunque anche mentre le utilizzava, comunque dipingeva, poi
per altre vicissitudini magari ha perso la passione, l'ha ritrovata grazie a questi progetti. E non solo l'arte, penso anche insomma alla parte lavorativa per quanto riguarda la nostra cooperativa Erga e Capogiro, sono parti importanti. Come diceva il dottor Possagnolo, noi siamo persone a 360 gradi quanto i nostri ospiti ed è giusto guardarli a 360 gradi, perché come un qualsiasi ascoltatore in questo momento c'ha bisogno del lavoro, c'ha bisogno di controllare la salute, c'ha bisogno di andare fuori, insomma, a trovarsi con gli amici, avere una rete di contatti, anche i nostri ospiti hanno bisogno di questo, e quindi è giusto dare visibilità a queste iniziative, è giusto farsi conoscere e lasciare spazio a loro di farsi conoscere. Allora, dottoressa Ceriani, però la riflessione che io faccio, purtroppo dopo tanti inviti, tante persone che hanno parlato a questa trasmissione, ho avuto una psichiatra, una donna che ha letto una lettera di un ragazzo che si è suicidato all'interno della struttura, dove amaramente ha dichiarato: non abbiamo tutte le strutture adatte per avere queste persone. Questo ragazzo non doveva stare in questa struttura, lo diceva, non sentiva, ecco, un cambiamento positivo nel suo essere. E non sono riuscita a salvarlo perché non abbiamo capito che certe strutture vanno riviste, sennò diventano altri manicomi. Poi ho avuto un altro caso di questa donna che purtroppo ha avuto il marito che si è ammalato di demenza senile, di Alzheimer, molto presto, a 40 anni, con 2 bambini piccoli, che questo uomo è stato messo in una RSA per anziani. Perciò questo uomo, quando ha un po' di lucidità, non si ritrova, urla, si ribella, ma soprattutto questi bambini che vedono questo papà all'interno di una struttura che non è adatta al loro papà, loro lo vedono, lo percepiscono, perciò questi traumi, ma possibile che nel 2023 che andiamo sulla Luna con mezzi incredibili non riusciamo a capire che c'è persona e che non puoi fare il solito minestrone che facciamo in Italia, vai là e va, cioè capisce che abbiamo a che fare con dei malati incredibili che solo adesso sappiamo cos'è l'iperattività, che è una patologia. Prima invece si vedeva come un ragazzo che era fuori di testa, che non stava fermo, invece era una patologia. Questa mamma che ha creato anche lei un'associazione che dice: quando vado a scuola mi indicano col dito così, già mi sento con le spalle al muro. Cioè la professionalità e la competenza che sono fondamentali. Prego, dottoressa Ceriani. Allora, lei ha parlato di iperattività, del disturbo dell'ADHD praticamente, sì, e insieme anche dell'autismo. Allora, da pochissimo, cioè relativamente da poco tempo vengono fatte queste diagnosi, e mentre per i bambini, per esempio, c'è ancora la famiglia che riesce a seguirli, quando poi arrivano a 14-15 anni, se cominciano ad essere anche un po' violenti, non ci sono strutture adeguate. E quindi capisco quello che diceva lei prima, che possono essere inseriti in strutture, come il signore di 40 anni può essere inserito in una casa di riposo, questi ragazzini possono essere inseriti in comunità dove ci sono persone di 30 e 40 anni. E questo è un grosso problema, perché effettivamente non esistono strutture adeguate per questi minorenni. Anche nello stesso ricovero, se devono essere ricoverati in ospedale, devono essere ricoverati in psichiatria degli adulti. E questa è un po' una battaglia che stiamo anche facendo, in modo tale che possano essere seguiti questi ragazzini. E la stessa cosa per i giovani adulti che potrebbero avere patologie come l'Alzheimer, non ci sono strutture adeguate. Se non riescono a stare a casa vanno dove è meno peggio, insomma, diciamo così. Un'altra cosa volevo dire, per esempio i centri diurni allora, dovrebbero essere riabilitativi. Con una delibera della Regione dell'aprile dell'anno scorso hanno praticamente detto che queste strutture devono essere riabilitative e deve essere fatto un progetto ad hoc per ogni individuo, per ogni ragazzo. Purtroppo a tutt'oggi è ancora così, nel senso che se uno va a frequentare un centro diurno si trova persone sì di 20-22 anni, ma anche di 30, di 40 anni, anche di 50, che sono lì da una vita.
quindi non si sa come si possa pensare che un ragazzo possa andare a fare le attività che fa uno di 50 anni, ecco, e con risorse che si hanno, insomma, cioè nel senso che le linee guida dicono che bisognerebbe mettere in campo almeno il 5% della spesa sanitaria della regione. Il Veneto mette circa la metà e se noi andiamo a una classifica a livello nazionale siamo i penultimi. Quindi finché non si pensa, prima cosa, di fare finanziamenti, di stanziare più finanziamenti per questa salute mentale, secondo, finché non si potenzia la sanità pubblica, come diceva lei prima, perché adesso, per esempio, se un adolescente fa fatica ad andare a scuola perché poi col Covid ci sono stati questi che hanno fobia sociale, ansia, depressione, arrivano davanti alla scuola e poi non riescono ad entrare, per avere una visita con lo psicologo pubblico bisogna aspettare anche 7, 8, 9 mesi, intanto la scuola è finita, intanto magari ha perso l'anno e intanto magari sta male, è peggiorata la situazione e quindi ci si rivolge al privato. Al privato chi può, con 70, 80, 90 euro a seduta, magari una volta alla settimana, e chi non può cosa fa? E chi non può fa quello che può, cioè nel senso che tiene a casa, magari cominciano ad essere dispersioni scolastiche e poi più il ragazzo sta a casa peggio è la situazione, sono in aumento gli hikikomori per esempio, che sono quel disturbo che il ragazzo si ritira sempre di più. Il disturbo il ragazzo si ritira sempre di più, quindi sono perfettamente d'accordo che spesso non ci sono strutture adeguate, insomma. Mi scusi dottoressa, lo chiedo anche al dottor Possagnolo, non ci sono o non le vogliono mettere a disposizione? Perché sai, io sarei un po' stanca a dire non ci sono, perché abbiamo più di 5.600 ville venete chiuse o poco aperte. Abbiamo i ragazzi e gli studenti universitari che pagano una stanza 400-500 euro. Sono il nostro futuro. Là è il futuro nostro, sui ragazzi, sui giovani. Ma come li supportiamo? Ma cosa diamo a loro, ecco, per capire che forse c'è un qualcuno che li può aiutare? Io ho capito che abbiamo psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, ma abbiamo bisogno anche di strutture adeguate. Noi abbiamo bisogno che questa politica deve capire che non può sempre fare business e mettere in vendita tutto e tutto. Primo perché sarebbe anche un patrimonio nostro, perché ce l'hanno lasciato a noi, loro sono di passaggio, noi invece ci siamo. Perciò queste strutture, grazie forse anche ai fondi del PNRR, avrebbero dovuto essere messe in atto per dare a questi ragazzi queste risposte, perché stiamo giocando sulla loro pelle e loro lo sentono. Non a caso ci sono dei numeri di suicidi che fanno impressione, non a caso. Dottor Possagnolo. Lei solleva e anche la collega solleva una questione molto importante, che è l'offerta di servizi e i bisogni. Credo che ci sia una questione principale, è rilevare il bisogno e trovare degli strumenti, dei servizi che siano effettivamente efficaci, comprovati con efficacia, cioè un'efficacia comprovata, che per quel disturbo ci possa essere una serie di servizi a supporto della persona. Detto questo, ci può essere anche la condivisione di bisogni e di servizi che dovrebbero nascere. È vero che poi questi servizi dovrebbero nascere. Uso il condizionale perché se ci sono bisogni e ci sono anche idee sul come poterli mettere in pratica, poi c'è la parte fattiva e concreta, cioè quella del trovare delle risorse economiche e dei professionisti e dei luoghi, come diceva anche lei, perché poi ci vogliono degli spazi fisici che siano adeguati, che siano autorizzati, che siano accreditati per poter dare e fornire un servizio adeguato alla persona. Credo che sia la sinergia di questi aspetti che porterà poi a creare dei servizi ad hoc per la persona. A volte tra operatori ci si trova concordi nel dire ci sarebbe bisogno di un centro diurno fatto in un certo modo, che offra un certo servizio, che non
che non prenda in carico persone di 14-50 anni, perché 14-50 anni sono esperienze di vita estremamente diverse, il che vorrebbe dire non avere un centro diurno, averne 2, 3, ed economicamente questo ha una spesa non indifferente. Il cercare di trovare delle fonti di finanziamento che siano pubbliche, che siano regionali, nazionali, che siano private, per poter dare un servizio, penso che sia fondamentale. Quello che stiamo cercando di fare, la partecipazione alle varie iniziative, davvero crea della conoscenza e delle sinergie anche tra professionisti che possono dire: bene, troviamoci per cercare di dare una risposta. Molto spesso questo non è semplice. Non è semplice trovare una risposta adeguata, non è semplice trovare un modo perché sia sostenibile un servizio dal punto di vista anche economico. La volontà è quella di dare una risposta, altrimenti non credo che faremo un lavoro con i colleghi all'interno dell'ambito del sociale, non faremo un lavoro adeguato alle persone che cerchiamo di aiutare quotidianamente. Allora, io mi domando però, dottor Possagnolo, è vero quello che lei dice, però c'è la volontà di migliorare. Allora, mancano i giardinieri, faccio un'ipotesi, no? Non abbiamo una scuola di giardinaggio a Treviso. Abbiamo 2 aeroporti, abbiamo l'ippodromo, ma non abbiamo la scuola di giardinaggio. All'interno del progetto c'è Alternativa Ambiente, che si occupa anche di questo, che potrebbe creare questa scuola e cercare di dare un lavoro, perché questo, cioè l'obiettivo è quello, trovare un lavoro a queste persone. Non è che io posso diventare astronauta, ma posso diventare giardiniere, perché mi dai la possibilità di farlo subito, di operare, di staccare la spina, perché non sono più su quell'ambiente, ma esco, vedo altre persone, mi confronto e mi sento accettato. Perché non riusciamo a fare neppure questo? Si parla, faremo, è sempre con sto zio Remo, faremo, daremo, investiremo, ma non arriva niente. Allora, io sono dell'idea che dobbiamo accelerare, perché questi ragazzi ci stanno dando i segnali, le baby gang, i suicidi, cioè cosa devono fare più di tutto? Cos'è che offriamo? Io ho avuto una docente che ha detto, allora statemi a sentire bene, ha detto, da quando nasce il bambino a 10 anni lo riempiamo di tutto. Ha tante di quelle cose che non riusciamo neanche a capire quante cose ha. Dai 10 in poi, mi volete dire cosa offriamo a questi ragazzi? Ditemelo, ha detto, una docente, perciò non una qualunque, una che vive con i ragazzi. Allora cerchiamo di capire che forse dobbiamo accelerare un po', di dare risposte, perché loro, da un test che hanno fatto, la parola che emerge è: cosa vuoi? L'ascolto. Voglio essere ascoltato. Abbiamo Raffaella da Paese. Ciao Raffaella. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. È un tema che trattate che a me sta molto a cuore, perché io sono mamma di una adolescente che ha una disabilità. Ha una disprasia, vuol dire che ha una difficoltà nella programmazione veloce motoria e utilizza la lingua dei segni perché è muta, ma non è sorda. Sono mamma di un adolescente, una sedicenne, quindi nella fascia che siamo in piena adolescenza. Credo che manchi ancora l'ascolto e credo che c'è un abisso. Ho una figlia che ha 16 anni, che arrivano le iniziative di discoteche in una velocità pazzesca e a volte mi devo mettere in discussione come mamma. Posso portare l'esperienza che hanno fatto delle feste a livello di istituto, io ho detto vabbè ti accompagno, potrei dire che c'erano tantissimi ragazzi. Nello stesso tempo, quando ci sono iniziative dove si parla di possibilità di inclusione, è perché c'è Villa Margherita, che allora a mia figlia sedicenne che sta bene arrivano queste occasioni, insieme alla sorella che ha una difficoltà, ma per il resto non arriva nulla. La sorella che ha 15 anni e che vorrebbe dire anch'io vorrei come mia sorella, ad oggi si prospetta un mese di luglio dove non abbiamo possibilità di inclusione, e questo io l'ho vissuta da sempre per mia figlia che era, diciamo, la seconda. Perciò io credo che
si potrebbe fare e sono concorde con quanto dice Mirella, forse perché la vivo nella mia pelle e forse perché questo mi nutre molta dispiacere. Sono preoccupata perché la figlia che sta bene in qualche modo se la caverà, la figlia che avrà una difficoltà diventa inaccessibilità in un'attività parrocchiale, diventa tante cose, eppure le risorse ci sono, perché nel caso mio ci potrebbe essere l'integrazione di molti giovani. Allora mi chiedo, perché arriva in velocità un'iniziativa di una discoteca che può andare bene ma anche no, e non arrivano tutte le altre possibilità di iniziative che potrebbero portare inclusione, e non che a 15 anni io mi trovo la figlia che sta bene e la figlia che ha una disabilità serie A e serie B. Se potete darmi qualche informazione, perché, come dire, mi piacerebbe molto, e grazie ancora Mirella, grazie famiglia di Sveglia Veneti, grazie perché ci date voce e ci date coraggio. Grazie a te Raffaella, è molto semplice, sai risponderti, perché nella scuola è entrata la politica. Perciò se tu non fai parte di un cerchio magico o hai determinate conoscenze, la mail non partirà mai. Questo te lo posso dire, l'ho detto qua tranquillamente, non questa mattina ma tantissime mattine, perché purtroppo è così. L'avete sentito le associazioni di volontariato che dicono io ho creato l'associazione, non mi invitano mai a nessun tavolo, eppure sono regolarmente iscritta. Come mai? Perché, l'hanno detto loro, non faccio parte di certi circoli, di certe conoscenze. Funziona così, Raffaella, per questo non ti arrivano le notizie, perché quelle notizie che tu avresti bisogno non vengono messe in circolo perché danno fastidio a qualcuno, tolgono visibilità a qualcuno. Questa è la mia opinione, la dico tante volte, la dico spesso e sono convinta di questo. Allora sentiamo cosa invece risponde la dottoressa Ceriani in merito a questa mamma che le dico, pensi che questa mamma ha adottato 3 fratellini, ecco, li ha adottati tutti e 3 per non dividerli. Non sapeva nel momento che ha adottato che questa creatura avesse questo problema, l'ha scoperto, l'ha aiutato, è una famiglia meravigliosa che cerca di supportare questa ragazza, ma fa fatica a portarla a scuola perché non c'è l'insegnante di sostegno adatto a lei, perciò questa ragazza a 12 anni deve rimanere a casa, non viene inserita, si è dovuta rivolgere a un avvocato, Altar le ha dato ragione ma non ha ancora giustizia, eppure questa mamma andrebbe premiata solo per il coraggio che ha avuto di portarli a casa tutti e 3, che non ha diviso questi 3 fratellini. Capisce che non possiamo non dare risposte a questi genitori. Lei ce la sta mettendo tutta, ma non basta, è come prima sulle morti sul lavoro. Se non c'è la certezza della pena cosa faccio? Prego, dottoressa Ceriani. Allora, io sono stata un'insegnante solo da poche persone e purtroppo c'è tutta questa burocrazia nella scuola. Allora, e se le famiglie non si muovono, perché devono essere, purtroppo è così, deve essere la famiglia che si muove, dall'altra parte le istituzioni tentennano, diciamo così. Quindi fa bene questa mamma a pretendere in tutti i modi di avere un insegnante di sostegno per la figlia, perché è importante soprattutto che non stia a casa, insomma, si parla tanto di inclusione, siamo nel 2023 come dice lei, e invece alla fine abbiamo tante persone che non possono usufruire dei servizi perché o non ci sono o perché c'è una fila incredibile di burocrazia per poter far fronte a questo, insomma, ecco. Quindi io capisco che la mamma che è in affido adotta tre ragazzini dovrebbe essere supportata, ma anche le altre mamme, insomma, cioè nel senso che ci dovrebbero essere questi servizi e invece a volte non ci sono, insomma, ecco. Andiamo a vedere a Treviso tossicodipendenze CEIS e poi lo commentiamo col dottor Possagnolo e la dottoressa Gastaldo. Andiamo a vedere il servizio.
Con 174 persone accolte nelle proprie strutture, 10 nuove assunzioni solo nel 2022 e centinaia di programmi conclusi sul territorio e nelle scuole, la cooperativa sociale CEIS Treviso festeggia i 40 anni al fianco dei più fragili con dipendenze da alcol, tabacco e droghe e con difficoltà di salute mentale. Oggi la grande sfida sono i ragazzi che sempre più giovani finiscono nel buco nero delle dipendenze, alcol e tabacco soprattutto, ma anche le droghe illegali. Registriamo sia noi sia a livello nazionale un abuso da parte dei giovanissimi di alcol e di tabacco. Per quanto invece riguarda le sostanze illegali, hashish eccetera, c'è una fetta un po' minore, quindi la preoccupazione verso il mondo giovanile è quella di fare delle attività di prevenzione soprattutto rispetto all'uso dell'alcol e del tabacco. Hanno bisogno di essere accompagnati per una parte della loro vita per cercare di riprendere la propria vita. Fondamentale la prevenzione con gli interventi nelle scuole per dare informazioni corrette. CEIS gestisce 6 sedi con 74 posti per gli ospiti e 68 professionisti assunti tra Treviso, Mogliano, Cessalto e Preganziol. La prossima sfida con ULS 2 e il SERD di Treviso è un centro diurno. L'esigenza di aprire un centro diurno per i giovani e per quanto riguarda invece i pazienti ricorrenti, quindi un intervento diurno rispetto invece alle 6 case residenziali che già oggi abbiamo nel nostro territorio. Oggi e per il futuro prossimo la priorità sono i giovani che non riescono a darsi un limite e diventano dipendenti, ma anche i più anziani che corrono seri pericoli per la salute. Contemporaneamente ci sono persone che invece dal lungo corso hanno nella propria vita la dipendenza da sostanze o da alcol e quindi hanno bisogno di un supporto diverso dai ragazzi giovani. Tra gli ospiti anche 28 condannati a misure alternative al carcere, in affidamento, messa alla prova, con obbligo di dimora, essenziale in tutti questi casi la professionalità degli operatori. Abbiamo Germana da San Biagio prima di dare la parola al dottor Possagnolo. Ciao Germana. Buongiorno, senta, io sono una mamma qui di San Biagio, ho un figlio autistico di 36 anni. Niente, anch'io volevo dire in merito alle strutture che non ci sono, perché sì, i nostri figli mio figlio va su un centro diurno, multi-handicap, voglio dire, però anche quando se tu stai male o qualcosa, perché abbiamo già un'età, devi metterlo in queste case famiglia, multi-handicap, insomma senza nessuna formazione, poi dopo tutto lui si rende conto e non vuole andare. Non abbiamo persone che magari ce lo portano fuori, è sempre con noi genitori che abbiamo già una certa età, insomma, solo quello volevo dire. Non vese niente, non abbiamo neanche un medico che veramente si occupa di autismo, bisogna andare a Verona dal dottor Zoccante, non abbiamo nulla qui a Treviso, dunque sì, non ci sono strutture adatte, persone preparate che ci possono, questo è. Il ragazzo ha già 36 anni, però le festività tutti questi giorni è sempre a casa con noi, sempre noi, dobbiamo seguirlo noi, ma finché stiamo bene dopo sì. Guarda Germana, ti ringrazio per questa testimonianza, perché il mio problema è anche questo. Il sabato e la domenica, questi ragazzi dove vanno? Questi genitori, dottor Possagnolo, non sempre sono in grado di fare questo accompagnamento. Però se io non conosco la situazione e qualcuno non me la fa conoscere, io col mondo del volontariato che si occupa anche di questo, perché abbiamo associazioni che si occupano di autismo, non lo conosco, l'ha detto Germana, non so che ci sono, perché qualcuno non mette in rete. O sbaglio, dottore? Penso che la questione sia proprio mettersi in rete, far conoscere, lo diceva la mamma di prima. Ha sollevato una questione, l'appetibilità e il fatto che alcune iniziative siano appetibili e interessanti, in quel caso era per un ragazzo adolescente, una ragazza adolescente, a volte è molto più appetibile la discoteca piuttosto che un evento di inclusione sociale. Bisogna riuscire a fare in modo che l'evento di inclusione sociale sia appetibile anche per un ragazzo di 14 anni, 16 anni che non ha nessuna difficoltà o non ha nessuna patologia. E questa è una sfida che il servizio pubblico e il servizio privato è necessario che affrontino. Poi è vero, riuscire a dare informazione, a fare in modo che chi ha una sofferenza nella quotidianità, perché la mamma di prima effettivamente avere un figlio autistico è un piacere da una parte, ma è anche un grande impegno dall'altra.
riuscire a dare un supporto sia ad un figlio che ha una patologia, sia alla famiglia che vive quotidianamente, penso che sia importante. Come farlo? Cercando di dare il più possibile la possibilità di fruire di informazioni, fruire di informazioni sul dove potersi recare, quali servizi ci possono essere, perché magari ci sono anche, magari sono sparsi, e riuscire a connetterli in modo che io possa sapere dove potermi rivolgere, forse è il primo passaggio o uno dei primi passaggi da fare, in modo che le risorse che ci sono siano patrimonio comune di tutti, perché altrimenti le persone e le persone con fragilità si trovano a vivere, oltre che la propria fragilità, anche un sentimento di solitudine che rischia di peggiorare la situazione. Dottoressa Gastaldo? Sono perfettamente d'accordo. Prima lei parlava di ascolto e la mamma parlava di appetibilità, come dice il collega, e ricordo questo episodio a scuola in cui in uno degli istituti superiori qui della Marca, in cui il ragazzo dice ma le pubblicità che fanno sui siti di prevenzione sono tutte da boomer. Effettivamente la pubblicità di una serata in discoteca non ha gli stessi colori e lo stesso appeal che ha la pubblicità del centro ascolto piuttosto che di altre associazioni, e la cosa bella che è venuta fuori da questo scambio con i ragazzi sono state proprio delle pubblicità che hanno creato loro, degli slogan che hanno creato loro, per esempio sul gioco d'azzardo, che effettivamente sono appetibili. Ecco, adesso vedremo con l'ULSS insomma come poterli utilizzare, però credo che ascoltare i ragazzi in maniera anche non giudicante, perché è una cosa che ci hanno poi restituito gli insegnanti quando siamo entrati nelle scuole, il fatto di andare in classe e ascoltare prima loro e poi parlare noi è stata forse la chiave di apertura con gli studenti, perché ha permesso a loro di dar voce anche a quei dubbi che magari si hanno, un po' per pregiudizio, un po' perché magari non si conosce, un po' perché mia mamma mi ha sempre detto così, e hanno scoperto delle cose nuove, e noi abbiamo scoperto cose nuove, per esempio applicazioni, piattaforme dove giocano, insomma questo scambio assolutamente non giudicante, che resta proprio aperto all'ascolto, è fondamentale per costruire qualcosa di nuovo, e credo che dar voce proprio a quella fascia di età, no? dopo i 10 anni, come diceva lei prima, sia fondamentale, perché saranno loro i prossimi adulti. Quindi. Ma soprattutto dobbiamo dare risposte anche a queste famiglie, a questi genitori. Eppure sarebbe molto semplice, dottoressa Ceriani, ma lo dico anche al dottor Possagnolo, perché noi abbiamo i volontari insieme qui a Treviso, centro di associazioni, abbiamo il medico di famiglia che dovrebbe essere portavoce di queste associazioni. Mettiamo i foglietti nelle farmacie a sto punto, perché è inutile che abbiamo 6.000 associazioni di volontariato se poi io non conosco il caso e mi occupo di quel caso, ad esempio autismo, e questa mamma non lo sa. Qualcuno glielo dovrà pur dire. E a chi si rivolge questa mamma? Medico di famiglia? Allora lo mettiamo in farmacia, mettiamo nei supermercati questi foglietti con queste associazioni che hanno dei numeri di telefono. Ecco, io non riesco a capire perché non si fa questo. Allora, questi ragazzi soffrono, i genitori soffrono perché non sono in grado, molti anche diversamente giovani, ma stiamo penalizzando tutti e due, la famiglia e il ragazzo. Perché? Perché non diamo i numeri. No, ma diamo veramente i numeri di salute mentale con la dottoressa Ceriani a sto punto, perché diventiamo pazzi tutti quanti. Ma come ci sono, ma non so dove andare. Prego, dottoressa. Allora devo dire che c'è un problema di questo senso, che praticamente fino a 18 anni ci sono i neuropsichiatri infantili, parliamo di autismo e di disturbi del neurosviluppo. Il dottor Toccante di Verona è un medico che è un neuropsichiatra infantile. La signora si rivolge tutt'oggi con il figlio di 36-37 anni, non mi ricordo bene, a questo medico perché non ci sono specialisti dell'età adulta. Allora, quando queste persone arrivano ai 18 anni, vengono automaticamente inviati agli psichiatri, cioè al centro di salute mentale. Centri di salute mentale, gli psichiatri solo da poco si stanno formando su questi disturbi del neurosviluppo, perché prima c'era un gran calderone di
entrava e quindi aveva la patologia, cioè veniva diagnosticato in quel momento lì sui sintomi che aveva. Quindi quello che voglio dire è che le associazioni, allora io di associazioni dell'autismo qui a Verona non ne conosco. Conosco un'associazione di ADHD, del disturbo dell'attenzione praticamente, però si cerca di fare rete con la salute mentale, però c'è ancora difficoltà, cioè nel senso che qui se ci fosse un ragazzo autistico non sai dove metterlo veramente, perché da una parte ci sono questi centri diurni con i ragazzi dai 18 anni ai 50, dall'altro ci sono i centri diurni con la disabilità, però disabilità magari motoria o cognitiva, però non ci sono, cioè anche se ci fosse associazione ma non sai cosa proporre, cioè perché effettivamente a Verona mancano le strutture per questa fascia di disturbi. Grazie, molto chiara, dottoressa Cristina Ceriani, Presidente Comitato a sostegno della salute mentale della provincia di Verona, ULSS 9. Grazie veramente Ceriani e buon lavoro. Allora, dottor Possagnolo, come chiudiamo? Ecco, in base proprio a questo, mettersi in rete, dare informazioni, ci siamo, conosceteci, questi sono i numeri di telefono. Se non facciamo questo non arriviamo da nessuna parte, resteremo sempre più divisi. Cosa dice, dottore? Sono d'accordo con lei, conosciamoci. Questo è un ulteriore appuntamento per poter far conoscere, nel nostro caso, una realtà del territorio trevigiano come quella del CEIS di Treviso. Tossicodipendenza, dipendenze, persone con problemi di salute mentale. Noi siamo radicati nel territorio da 40 anni. Abbiamo delle iniziative per festeggiare proprio i 40 anni, quindi saremo lieti di poterle far conoscere, di farle conoscere ai suoi ascoltatori, le nostre iniziative che sono di approfondimento anche tecnico, clinico, ma altrettanto di conoscenza di quello che noi facciamo e anche di raccolta dei bisogni. Abbiamo delle iniziative che riguardano proprio l'inclusione. Prossimamente ne parlerà magari dopo un secondo la collega. Abbiamo un torneo che noi chiamiamo il torneo dei calzini spaiati e proprio dal nome si capisce che è di inclusività. È un torneo sportivo molto semplice che ha lo scopo di poter far partecipare operatori che vivono quotidianamente con persone che hanno una fragilità, le persone che stanno vivendo in questo momento la fragilità e chiunque nel territorio abbia voglia di partecipare, di conoscere e di farsi conoscere. Lei parlava e ha parlato moltissimo di associazionismo e di volontariato. Il bisogno di volontariato c'è. La nostra cooperativa accoglie volontari, siamo nati come associazione, anzi come volontari puri, poi per vari motivi il sistema ha avuto bisogno di un altro tipo di inquadramento, ma i volontari per noi sono stati la spina dorsale e possono essere davvero una fonte di supporto e di aiuto per le attività che facciamo quotidianamente. Se qualcuno avesse voglia di spendere del tempo, di occuparsi anche di alcune persone o di conoscere la nostra realtà, noi siamo più che disponibili, perché questo pensiamo davvero che crei cultura e che crei integrazione. E anche perché dobbiamo smettere di creare sempre nuove associazioni, ma dobbiamo metterci assieme e capire che forse solo facendo rete riusciremo a dare risposte a questi ragazzi e a queste famiglie. Grazie al dottor Marco Possagnolo, direttore generale CEIS Treviso. Dottoressa Gastaldo, come ci saluta? Ma vi saluto invitandovi al torneo. Il torneo dei calzini spaiati nasce proprio con l'ottica di avere dei calzini spaiati da dover accoppiare e si accoppiano anche nelle maniere più fantasiose, e credo che quello sia un segnale forte per le associazioni del territorio. Infatti se ci sono associazioni sportive nel territorio che insomma si occupano anche di ragazzi maggiorenni, perché il torneo sarà per maggiorenni, noi siamo più che contenti di averli. Trovate nel nostro sito tutte le informazioni, la mail a cui iscriversi. Si terrà il 20 maggio, sperando che non piova, altrimenti capiremo se e come rimandarlo. Comunque si farà un piano B. Esatto, il 20 maggio vi aspettiamo appunto alla Carlotta, agli impianti sportivi La Carlotta. Che si trova? A Dosson, Dosson. Adesso non vorrei dire, poi daremo le informazioni necessarie. Sì. Grazie anche alla dottoressa Ilaria Gastaldo, educatrice CEIS. Pubblicità.
Abbiamo un altro ospite illustri, il professor Giacomo Zanus, professore di chirurgia all'Università di Padova, direttore chirurgia dell'ospedale Canfoncello ULSS 2. Allora, professore, cosa ci racconta questa chirurgia dopo la pandemia che veramente ha penalizzato voi, ma soprattutto queste persone, però voi avete sempre lavorato. Ieri veramente ho ringraziato tutti gli infermieri, i medici, il suo, ho ringraziato tutti perché mi sentivo in dovere di fare questo con la dottoressa Ferramosca e veramente è stata una giornata molto importante per capire il lavoro che avete fatto anche durante la pandemia. Molti di voi hanno iniziato addirittura ad andare a casa dalla famiglia perché eravate sempre lì comunque, perché l'operazione doveva essere fatta. Prego, primario. Allora, io la chiamo primario perché mi piace tanto. Come vuole, Giacomo, ecco. Io mi chiamo Giacomo. Allora, è stato un momento molto difficile, io mi associo ai suoi ringraziamenti perché veramente vorrei anche dopo che magari riportaste una foto così emblematica di tutto il nostro gruppo, perché veramente medici, infermieri, OS hanno fatto un lavoro eccezionale durante il periodo pandemico. L'attività chirurgica è stata penalizzata indubbiamente perché il personale inevitabilmente era ridotto, il personale che lavorava in sala operatoria per poter assistere i malati in rianimazione. Quindi abbiamo avuto una decurtazione delle sale, una decurtazione importante e obbligata. Però siamo riusciti, e questo qui devo ringraziare la nostra direzione che ci ha supportato veramente in tutti i modi, perché abbiamo continuato a lavorare. Dal punto di vista chirurgico noi abbiamo mantenuto le tempistiche d'attesa per il paziente oncologico, cioè per il paziente in pericolo di vita. Quindi abbiamo fornito assistenza chirurgica, assistenza ospedaliera a tutti i malati oncologici. Chiaro che questo inevitabilmente ha penalizzato i pazienti con patologia benigna, perché quelli non potevamo operarli. Adesso sono questi che sono in lista d'attesa e che ogni tanto protestano e purtroppo noi stiamo cercando, sempre in accordo con la nostra direzione, di trovare nuovi spazi per poterli poi operare, per dare una risposta alla richiesta di salute di tutta la popolazione che indubbiamente è fondamentale. Però noi abbiamo dato, e credo questo sia ovvio e comprensibile, abbiamo dato la precedenza agli oncologici, ai malati che rischiavano la vita. Che sono quelli più in pericolo, diciamo, che hanno bisogno subito di queste cure. Primario, quello che noi vediamo e che rimaniamo delle volte esterrefatti, che ormai avete una tecnologia con degli strumenti con i quali operate che noi rimaniamo veramente esterrefatti. Per fortuna, dico io, le telecamere sono entrate nelle sale operatorie, voi parlate, ci fate vedere e non abbiamo più così il terrore di questa porta chiusa che ogni volta passavamo davanti ci facevamo il segno della croce, perché abbiamo capito cosa c'è oltre la porta. E soprattutto di chi si occuperà di noi, cosa fanno, come ci opereranno, cosa faranno su questi interventi. Ecco, l'informazione è fondamentale per vincere la paura. Cosa dice primario? Informazione assolutamente, sono d'accordo, è fondamentale. Noi cerchiamo di dedicare molto alla comunicazione con i pazienti. Chiaro che poi la giornata ha un numero di ore limitate e quindi cerchiamo di fornire delle informazioni e questi programmi, ecco, mi consente di ringraziarla anche da questo punto di vista, ci consentono di trasmettere informazioni, di fare cultura sanitaria. Tante volte, ma è anche ovvio, comprensibile, chi non è del mestiere non può capire la gravità, l'importanza, la complessità di un intervento chirurgico. E a questo proposito le dico, io ho la fortuna di dirigere un reparto che è un reparto universitario, clinicizzato all'interno dell'ospedale di Treviso. Noi abbiamo questa combinazione, questo sposalizio virtuoso tra università e ospedale che ci consente quindi di traslare qui a Treviso tutta una serie di tecniche chirurgiche con macchinari che ci sono stati messi a disposizione dalla direzione con spese importanti, ma che ci consentono anche di fornire una risposta chirurgica di altissimo livello, di livello europeo fondamentalmente, cioè la tecnica chirurgica che si utilizza nei migliori ospedali europei grazie ai macchinari che abbiamo a disposizione, che sono costosi, impegnano risorse, ma questo chiaramente non è un problema perché il nostro obiettivo è quello di curare i nostri
nostri malati. E i risultati, devo dire, sono buoni, sono sotto gli occhi di tutti, sono stati anche pubblicati e quindi devo dire io sono molto contento per questo supporto dal punto di vista direzionale, dalle istituzioni, dalla nostra direzione e anche del grandissimo lavoro che non finirò mai di sottolineare dei medici, degli infermieri, degli OS, anche delle nostre segretarie. Veramente è un lavoro di squadra. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, questo è un messaggio importante. Lei prima diceva come devo chiamare il primario, eccetera. In realtà il nostro è un lavoro di squadra, è un grandissimo lavoro di squadra. Utilizzando adesso calcio, lo seguiamo tutti, ecco, diciamo che ci sono dei ruoli diversi, ma noi possiamo avere l'attaccante, il finalizzatore, quello che fa il gol, quello che fa il grande intervento, ma poi c'è tutto un sistema sottostante che garantisce che quel grosso intervento porti un risultato finale ottimale, porti alla dimissione del malato. C'è tutto quello che avviene prima dell'intervento, la preparazione, lo studio, l'intervento in sé, la gestione del post-operatorio, la gestione poi delle piccole problematiche che ha il malato, che magari non sa dove trovare il sacchetto per l'astomia, la medicazione. Ci sono 1000 aspetti e la nostra sanità, pur modello Veneto, ecco, questo mi consenta un minimo di orgoglio, vero professore, precisiamo. Il modello Veneto è un modello virtuoso. Abbiamo tanti problemi, lo sappiamo, ogni tanto i pazienti ci rimarcano, ma ho dovuto aspettare, ho avuto queste difficoltà, però guardi, io che ho pazienti da tutta Italia, voi non avete idea cosa succede in altre regioni. E il nostro modello, pur con tutte le sue pecche, sta fornendo una risposta importante, soprattutto dopo un momento difficile, qual è stato quello del Covid. Allora, è vero, professore, lei dice abbiamo questi strumenti, questi macchinari costosissimi, però io devo ringraziare perché è lei con la sua squadra che entra nel nostro corpo. Sarà la macchina, ma ci siete voi. Perciò la professionalità, la competenza, la preparazione è fondamentale. Si parla molto di sanità privata, ma l'intervento grande si fa nella pubblica. È là che si fa l'intervento, ascoltate bene quello che dice Mirella, non si farà mai nella sanità privata perché non ci arriveranno mai, è troppo costoso anche per loro, è troppo impegnativo, perciò tu ti affiderai per questo intervento nelle mani di questi professori, di queste equip che sono meravigliosi, di questi giovani medici, come dicevamo ieri, smettetela di chiamare dottorini, come dice il direttore generale, il dottor Benazzi, sono dottori a tutti gli effetti, con una preparazione incredibile, più anche di quello diversamente giovane, come li chiamo io. Cosa dice primario? Allora, ha toccato una serie di temi molto interessanti e delicati. Allora, io vivo la problematica ovviamente dall'interno. Attenzione, la sanità privata sta svolgendo un ruolo importante, comunque un supporto importante, importantissimo dal punto di vista di quella che è la risposta alla richiesta di salute dei nostri cittadini e della popolazione. Chiaro che interventi importanti come quelli che possono essere demolizioni, come facciamo noi, addirittura del 60-70% del fegato. Vediamo anche delle immagini per cortesia dalla regia, così anche il dottore commenta, prego primario. Cioè possiamo avere demolizioni fino al 70-80% del volume complessivo del fegato. È chiaro che questi interventi richiedono una tecnologia di altissimo livello e anche delle competenze sanitarie anestesiologiche, per esempio, di altrettanto grande livello. Che cosa stiamo vedendo, allora, professore? Qui questo è un intervento in laparoscopia, vedete, cioè noi entriamo, non facciamo il taglio al paziente, facciamo delle microincisioni ed entriamo con questi strumenti che vedete, valutando tutto attraverso una telecamera che ci viene riprodotto su un monitor e noi lavoriamo. Qui stiamo operando un fegato dove c'è una lesione, è un fegato malato, questo non è il fegato sano, un fegato cirrotico e c'è una lesione primitiva del fegato, un epatocarcinoma. Vedete quella tecnologia di cui vi parlavo, questi sono dei dissettori delicatissimi che coagulano e incidono il tessuto senza danneggiare i vasi, ecco questo è un dissettore a ultrasuoni e noi letteralmente navighiamo all'interno del parenchima epatico, cioè nel fegato lavoriamo sul millimetro individuando i piccoli vasellini che andiamo poi a legare, a bruciare, perché il grande pericolo è quello che ci possa essere un sanguinamento, il rischio importante è questo. È una tecnica, quella laparoscopica, vedete con le clip, minuziosissima, qui è tutto ingrandito, quindi è tutto magnificato. Ci consente questo di ottenere che cosa? Di ottenere dei tempi di degenza molto ridotti, il paziente ha meno male, recupera prima e riusciamo a una
sezione del fegato di questo tipo a mandarlo a casa in terza giornata. Cioè dopo 3 giorni il paziente va a casa, sta già mangiando, è canalizzato, svolge tutte le sue funzioni e poi riprende la sua attività normale. Allora, quello che voglio ritornare è su questi dottori, anche dottoresse, questa figura femminile che è diventata proprio, è entrata a gamba tesa quasi, ce ne vedono tantissime, specialmente nelle sale operatorie, ma soprattutto la preparazione. Ecco, io voglio che lei questa mattina, professore, mandi questo messaggio: fidatevi di questi dottori, di questi chirurghi, anche se sono giovani. Ho avuto fare un dottorino? No, assolutamente. Prego, professore. Allora, questo è un problema e devo spezzare una lancia a favore dei nostri, tra virgolette, dottorini. Non esistono dottorini. C'è una preparazione, quella forse il pubblico non lo sa, ma dopo i 6 anni di medicina ci sono gli anni di specialità. C'è un training importantissimo che viene condotto con tempistiche anche spesso massacranti. I nostri specializzandi lavorano dalle 8 di mattina finché non si è finito, quindi spesso vanno avanti anche nel periodo notturno, non ci sono letteralmente orari. E quindi la preparazione, io da professore universitario che seguo proprio il loro percorso fin dal primo anno di università fino alla conclusione della specialità, vi posso assicurare che è una preparazione importante quella che viene fornita. Quindi anch'io non vorrei che venisse usato il termine dottorini. Sono tutti medici ovviamente abilitati, chi viene a lavorare in reparto ha un'abilitazione ed ha tutto un percorso importante che ha svolto sia durante il periodo universitario che poi durante il periodo ospedaliero. Quindi dottorini non ne parliamo più. Per fortuna. Importante è quota rosa. Allora, c'è stato un cambiamento. Mi ricordo ai miei tempi i primari, tutti uomini. Assolutamente uomini, c'era solo la professoressa Pellizzo che saluto. C'erano, professore, c'erano anche i baroni. E c'erano anche i baroni, era un sistema diverso indubbiamente. Adesso si è democraticizzata la medicina e diciamo che quelle figure hanno, diciamo così, ormai lasciato il segno, ma sono ormai passate. Oggi la medicina è diversa. Io con i miei medici, noi discutiamo, il mio studio è aperto, io non chiudo mai a chiave il mio studio. Perché è un segno, voglio che chiunque abbia un problema venga a parlarmene, e ci sono fino alle 10 di sera, ci siamo a discutere di queste problematiche. Quindi quella figura, a mio avviso, non ha più, potrebbe aver avuto un significato un tempo nella fase di impostazione di una condotta sanitaria, di una gestione della sanità e della medicina, ma adesso non più. E in quest'ambito, in questa modernizzazione dell'attività chirurgica e della sanità in generale, rientra, lei dice, ha detto bene, a gamba tesa, la quota rosa. Direi che oggi, guardi, le racconto un aneddoto. Ieri sono andato a introdurre il corso di istologia ai ragazzi del primo anno in medicina e mi guardavo e tutte le prime 10 file, c'erano 90 ragazzi, 90 studenti, tutte le prime 10 file erano tutte ragazze. Dico, signori, qui non parliamo più di quote rosa, ma dovremmo parlare di quote azzurre, perché i ragazzi erano in minoranza. Devo dire che la donna, per esempio anche in ambito chirurgico, secondo me ha delle qualità importantissime. Hanno una precisione, un'attenzione per il particolare e anche una manualità che non vanno sottovalutate. Noi uomini magari alle volte siamo un pochino più faciloni, quindi io lo dico sempre alle dottoresse che abbiamo in reparto, che apprezzo molto la precisione e l'attenzione per il particolare. Poi sono sempre preparatissime, sanno tutto, sono sempre aggiornatissime. Devo dire che io confido molto in queste quote rosa e nelle dottoresse che stiamo adesso cercando di assumere. La sanità cambierà di genere, ecco, senza entrare nell'ambito di tematiche. La ringrazio di queste parole che faranno molto felici queste donne che ce la stanno mettendo tutta, queste studentesse che con grande fatica stanno cercando di arrivare all'obiettivo, perché veramente ce la mettono tutta, studentesse, studenti che fanno i doppi lavori pur di arrivare alla laurea. Dobbiamo premiarli, dobbiamo pagarli anche, scusate, lo dico io, perché veramente sono dei bravi ragazzi. Il futuro, ricordatevi che è nelle loro mani, sono loro il nostro futuro, dobbiamo crederci in questi giovani. Livio da Padova, ciao Livio. Mirella, ciao, un saluto al professore e i miei complimenti e la mia stima per lui e tutta la sua equipe. Volevo rivolgergli una domanda che non so se sia in grado di rispondermi. Andiamo. Quell'intervento a cui abbiamo assistito pochi minuti fa
se si fosse effettuato, se diciamo curava una certa patologia di cui non ho ben capito di cosa si tratti al fegato, se si fosse effettuato 70-80 anni fa, era quel tipo di malattia, era una cosa, poteva essere una cosa mortale, diciamo, oppure forse c'era qualche possibilità lo stesso di venire curata con quello che a quei tempi la medicina e la chirurgia dava, insomma, ecco. Grazie e vi saluto. Grazie Livio della telefonata, perché avete visto che intrigano le immagini, io lo sapevo, sa professore, poi ne mandiamo altro, diciamo al nostro regista Renato Di Capoio di mandare altre immagini, perché lo so che vi fa piacere anche vedere e conoscere. Prego professore. No, grazie Livio per le belle parole e per la domanda che pone l'accento su quale problema? Sul problema dell'evoluzione delle tecniche. Allora, 70-80 anni fa, se ho capito bene, anni 50. Negli anni 50, diciamo, avevamo l'inizio della chirurgia del fegato e le tecniche assolutamente non sono nemmeno comparabili con quelle attuali. Una lesione, un tumore come quello che noi abbiamo portato via un paio d'ore di intervento con dimissione in terza giornata del paziente, non sarebbe stato operato, oppure sarebbe stato operato con dispendio di sangue, con taglio importante, con una tecnica indubbiamente diversa. E se in alcune strutture, le strutture che erano in grado di svolgere questa attività chirurgica, in altre probabilmente il malato sarebbe stato avviato a una terapia medica e non avrebbe ovviamente avuto le possibilità e le chance di cura che ha avuto adesso. È cambiato moltissimo in questi anni l'atteggiamento, che è un atteggiamento modificato non solo dal punto di vista chirurgico, ma anche dal punto di vista assistenziale, dal punto di vista anestesiologico. E qui voglio spendere una parola per i nostri anestesisti, che sono eccezionali, perché mentre noi lavoriamo qui abbiamo bisogno di tutta una serie di accorgimenti farmacologici, di gestione delle pressioni, che sono fondamentali per il raggiungimento di un buon obiettivo, di un buon risultato sul paziente. Quindi l'anestesista è assolutamente fondamentale e le tecniche intraoperatorie sono cambiate anche da questo punto di vista. Sono cambiati poi i farmaci, è cambiata la diagnostica. La diagnostica si è evoluta nel corso di questi 70-80 anni che citavamo e per esempio anche lì abbiamo radiologi validissimi nell'ospedale di Treviso con i quali discutiamo, tutte le settimane discutiamo le varie situazioni proprio per ottimizzare l'inquadramento della patologia e stabilire le strategie chirurgiche. Poi, quindi vedete, torno su quel discorso iniziale di quanto sia importante una collaborazione, un lavoro di squadra, cioè in realtà l'atto chirurgico è il terminale di tutto un processo che è estremamente articolato, che vede l'intervento di tutti grandissimi professionisti e di cui l'ospedale di Treviso veramente è pieno. Cioè, di questo devo dire che il mio arrivo a Treviso ancora 4 anni fa ho trovato delle competenze veramente eccezionali, ho trovato dei professionisti di grandissimo valore con i quali è un piacere, vi dico, collaborare. Allora, prima abbiamo visto queste immagini che trattavano la cirosi, adesso stiamo vedendo le immagini di laparoscopia, lobectomia, l'ho detta anche bene, mi è andata bene la prima volta, professore, ma soprattutto noi, lei ha detto una cosa importante, c'è una squadra che lavora attorno. Io ho avuto più volte ospite il già direttore di terapia intensiva, dottor Farnia, che è stato mio ospite e che ha sempre il piacere di venire a Sveglia Veneti, il quale ha detto una cosa importante una volta, ha detto: voi vi ricordate dove siete andati a mangiare e chi è il ristoratore, ma non sapete chi è l'anestesista che vi ha operato, che è una figura fondamentale, quella che ha confermato lei. Ecco, perché questi? Perché non siamo abituati, professore, perciò queste trasmissioni, questi video che voi portate ci fanno avvicinare, ci fanno capire l'importanza della squadra, che è una squadra fondamentale dal primo all'ultimo, ognuno con un ruolo ben preciso. Prego, professore. Assolutamente, ecco. Saluto Antonio Farnia che sapete adesso è in pensione, mi dice che e comunque continuiamo a vedere, viene a trovarci spesso in ospedale, quindi lo saluto con Infatti io spero sempre che ritorni, glielo dico sempre, ritorni. Adesso, ecco, dicevo quindi, ritorno sul punto della squadra, è fondamentale, ognuno ha un suo ruolo e devo dire che non esiste quindi solo il ruolo
medico chirurgico, medico ma anche in ruolo infermieristico. Lei diceva prima noi entriamo in sala, non sappiamo l'anestesista chi è. In realtà con il nostro gruppo infermieristico stiamo elaborando adesso un progetto di informazione del malato, cioè l'infermiere che seguirà la parte poi chirurgica, perché in sala operatoria abbiamo un infermiere strumentista, un infermiere di sala, un infermiere che aiuta l'anestesista, quindi c'è una squadra importante anche solo pensando al momento chirurgico della sala operatoria. Ecco, e abbiamo in progetto, abbiamo questa volontà di far conoscere al paziente che andrà in sala operatoria alcuni degli aspetti del trattamento chirurgico tramite un colloquio anche infermieristico, cioè con l'infermiere che gli dirà guarda ti dovrai spogliare, devi aver fatto la doccia, devi essere preparato, vedrai, incontrerai queste persone, ci saranno questi tempi, sarai sul lettino, sentirai il freddo, cioè questi aspetti che possono sembrare banali per noi che siamo del mestiere, che ormai tutti i giorni, che forse dimentichiamo quale può essere la preoccupazione che ha una persona che entra in sala operatoria, che sa che andrà incontro a un intervento e non sa magari di cosa si tratta perché non è il suo, non è la sua attività. Però noi sentiamo poi dalle telefonate che arrivano, che sono molto importanti, professor Zanus, mi hanno coccolato. Ecco, queste coccole che tu ricevi, questa carezza che è dell'infermiere ma anche del medico che ti ascolta, del primario che è vicino, che lo vedi, come dice lei, la porta è aperta, è fondamentale questo per noi, perché sai, eravamo abituati mica tanto bene, quando arrivava il primario, aiuto, via. Adesso siete diventati, ecco, forse anche più giovani, con una cultura diversa, più umani, diciamo. Io ho avuto diversi atleti paralimpici, ragazzi molto giovani, purtroppo, che causa purtroppo incidenti quasi sempre, ecco, sono in sedia a rotelle. E una cosa che hanno detto, professor Zanus, che mi è rimasta nel cuore, quando ci dite che non cammineremo più, abbiate l'accortezza e la sensibilità di dircelo in un certo modo, perché delle volte abbiamo avuto una violenza psicologica, non camminerai più, che è devastante. Abbiate pietà nel dire questa cosa. Ecco, lei condivide questo appello che hanno fatto questi ragazzi qui davanti alle telecamere, perché tutti siamo uomini e donne, ognuno con la propria sensibilità, ma è fondamentale nel momento che hai tutto questo, tu hai questo ragazzo di 20 anni che sai che non camminerà più, che non sarà più quello di prima, che per lui inizierà una strada veramente incredibile. Prego, professore. Assolutamente, ecco, noi in ospedale ci troviamo di fronte a delle persone che sono fragili, che quindi sono in difficoltà, quindi il momento della comunicazione è un momento fondamentale. Purtroppo l'attività spesso ci costringe ad essere magari sbrigativi, ma io lo dico sempre ai miei, a chi fa il giro di reparto, quando facciamo il giro, cerchiamo sempre di avere l'attenzione per il malato, non dimenticare mai, e questa è una cosa che dico anche agli studenti e ribadirò fino alla fine, che è quello di visitare sempre il malato e di ascoltare quello che il malato ti dice. È importante, il malato deve avere la certezza che può trasmettere la sua problematica al medico e tu prendi in carico il problema che lui ti pone, perché questo è il nostro compito. Chiaro che le tempistiche, gli impegni della giornata ci portano ad essere sempre meno disponibili per questo tipo di approccio, ma è fondamentale. Cioè oggi ci stiamo muovendo verso un mondo sempre più tecnologico. Ecco, io vedo, no, i ragazzi che ormai non si telefonano più, mandano dei messaggi, no? E questo secondo me ci dà un impoverimento di quello che è il contatto umano. Per me il contatto umano è fondamentale, soprattutto in un ambito qual è quello medico, dove solo l'atto di mettere la mano sulla pancia del tuo paziente crei un contatto, è una cosa che non è descrivibile, che solo un medico può capire, ma mettere la mano su quella pancia crei un contatto particolare, una trasmissione di un qualche cosa che non è descrivibile, ma che fa parte della creazione di quell'empatia tra medico e paziente, che è alla base del rapporto poi di cura. È fondamentale. Io lo dico sempre agli studenti e ai ragazzi, dobbiamo superare, anche nei momenti di difficoltà, dobbiamo avere questa attenzione, un attimo, anche un minuto, ma dedicarlo al nostro paziente. È necessario, è indispensabile. La ringrazio di queste parole, però noi siamo curiosi, professor Zanus, adesso vogliamo intrigarci, perché è diventato chirurgo?
Allora, adesso magari io sono stato un uomo fortunato. Perché? Perché io fino a quando ero ragazzino, fino proprio dalle elementari, io sapevo che avrei fatto chirurgia. Avevo solo un dubbio, non sapevo se fare la chirurgia del cuore o la chirurgia del fegato. Quindi io, rispetto a tantissimi altri colleghi, io non ho mai avuto il dubbio su cosa fare. Sapevo che dovevo fare quello, come una specie di richiamo. Quanti anni, scusi? Io quanti ne ho? No, quanti hai iniziato a capire? Ero alle elementari, esatto. Che io, mi ricordo, mi studiavo i libri, guardavo, andavo a vedermi le immagini. Questa è stata una fortuna, perché non ho mai avuto il dubbio sul cosa fare. E devo ringraziare la mia famiglia, mia mamma, mio papà, che insomma mi hanno sempre assecondato su questo, ecco. E devo dire... Si emoziona ancora, vero professore? Insomma, è molto importante. Io l'altro giorno ho avuto un ragazzino di 13 anni che è diventato campione di minimoto e sentirlo parlare rimanevi a bocca aperta. Era come parlasse un adulto di 30 anni. Io sono stato premiato dalla mia famiglia perché il papà non sapeva neanche cos'era un motore, neppure la mamma, però mi hanno supportato e io li ho ripagati studiando di più, perché ero stato premiato e io dovevo premiare loro. Sono diventato più bravo a scuola. Allora, perché ho fatto questa domanda al professore che l'ha anche commosso? Perché noi dobbiamo ascoltare questi bambini, questi ragazzi, dobbiamo dare delle opportunità. Prima avevo il CEIS, professore, io vedo questi ragazzi, dobbiamo integrarli, non dobbiamo dividere, perché qui ormai dividi e ti impera. Abbiamo diviso i nonni dai bambini, soli sia i nonni che i bambini, abbiamo diviso i ragazzi dai genitori, soli gli uni sono gli altri. I suicidi ci fanno capire che c'è qualcosa che non va più. Una volta si aveva molto meno, ma si era più sereni, si giocava, questi non giocano più con questi maledetti adesso strumenti che abbiamo messo nelle loro mani, delle volte per fortuna anche, ma delle volte se non sono adeguatamente seguiti non va assolutamente bene. Perciò l'appello è: capite questi ragazzi, mamme al mattino abbracciate questi ragazzi, non dite hai fatto il letto, ecco ti auguro una buona giornata, ti voglio bene, date un bacio a questi ragazzi, Cristo. Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al dottor Zanus. Buongiorno. Dottor Zanus, quando fanno vedere in televisione, oppure qui dalla Mirella, certi di medicina che parlano di medicina e chirurgia, io li guardo sempre perché se dovesse toccare a me, vado là con meno paura perché vedo che fanno anche senza tanti... Cioè fanno l'anestesia senz'altro, ma non ti aprono più come una volta se sono cose... Giusy, devo interrompere perché siamo in chiusura, se no non ce la faccio stamattina. Grazie. Un minuto per rispondere, dottore, poi la inviterò ancora se avrei il piacere di tornare, professore. Assolutamente. Giusy, salutiamo Giusy. Allora, è chiaro, noi cerchiamo oggi di utilizzare un approccio, consentitemi il termine, sartoriale. Cosa vuol dire? Cioè noi la medicina, la chirurgia in particolare, cerchiamo di adeguarla al singolo paziente. Come uno va a farsi un vestito dal sarto, noi in chirurgia cerchiamo di adeguare il programma chirurgico al singolo paziente, trovare il meglio per lui. La tecnologia ce lo consente, dovremo lavorare probabilmente un po' di più sull'informazione. Ringraziamo Mirella perché questi sono programmi importantissimi con cui divulgare quelle che sono anche le nostre idee, i nostri principi, la nostra filosofia di lavoro. Grazie al professor Giacomo Zanus, direttore chirurgia dell'ospedale Canfoncello di Treviso, seconda chirurgia. Grazie professore, spero che ritorni ancora. Noi ce l'abbiamo messa tutta, ma lei ci ha fatto sentire a nostro agio anche con le immagini che abbiamo visto. Buona giornata professore. Grazie a voi. La posta di Mirella, ciao.